in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti. Nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. CalabreseDentalClinic.it. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Cala Silente, il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. È il momento di tornare a combattere per il Cagliari, che dà il via al suo campionato alla gestione Nicola, ospitando all'Unipol Domus la Roma in uno scontro che conserva una lunga e prestigiosa tradizione. Io sono Andrea Sanna, in collegamento telefonico, pronto a farci immergere nella partita con i suoi 3 minuti di cronaca. Abbiamo la voce del Cagliari, Vittorio Sanna. Ciao Vittorio. Ciao Andrea, buon campionato a tutti, ben ritrovati per questa nuova stagione 2024-2025. È il primo a Suon di Gol. Ben trovato Andrea, ben trovati tutti coloro che sono già connessi con noi e quelli che poi recupereremo nell'arco dell'anno. Sì, hai detto bene, è la prima del campionato, è la prima contro la Roma, è la prima e subito complicata per Davide Nicola, almeno per quanto riguarda il confronto, ma ha detto bene il tecnico nel prepartita, è la prestazione che conta e i miglioramenti di questa squadra che bisogna guardare in un periodo in cui chiaramente bisogna guardare a se stessi e cercare la prestazione, la prova che possa dire che qualche passo avanti è stato fatto. Non sarà facile contro la Roma, ma bisogna giocare con determinazione, orgoglio, con quello spirito giusto che serve per tentare di scombinare i piani degli avversari, per cercare di dimostrare la propria personalità senza doversi sempre appiattire a quella che è la posizione altrui. E da questo punto di vista è piaciuto molto il discorso fatto da Davide Nicola, che è un discorso. Ora bisogna vedere quello che il campo riuscirà a mettere in scena per potersi opporre ad una Roma che con De Rossi ha conservato buona parte dell'intagliatura, ha potenziato qualche elemento in particolare, ma anche questa squadra è in continuità, quindi non possiamo sperare assolutamente sul fatto che ci possono essere tanti giocatori da integrare, e non a caso lo stesso De Rossi questo già ha schierato una formazione che possa essere molto vicina a quella del passato. Andiamo a vedere le due formazioni partendo da quella rosso-blu che schiera in porta Scuffet. La difesa è a 3 con Zappa che fa da centrale di destra, con il centrale che invece è Vietesca, e con Luperto che invece fa il centrale di sinistra. Quindi 3 difensori centrali, tutti nuovi potremmo dire, perché Vietesca ha giocato pochissimo nel corso della stagione scorsa, in particolare in quel ruolo, e quindi tutto da definire la formazione rosso-blu. Per quanto riguarda invece il centrocampo con Azzi a destra e a sinistra invece Augello, quindi con Azzi schierato in quella che era una posizione concorrenziale, chiamiamola così, con Augello nella passata stagione,
stavolta va a giocare lui sull'esterno destro con Augello sull'esterno sinistra. I tre centrocampisti, Marin, De Iola e con loro c'è Prati, e quindi tre centrocampisti, due dei quali che organizzano il gioco, Prati e Marin, e De Iola che fa un po' il portatore d'acqua, l'interdittore, mettetela come volete, e infine due d'attacco, giovani, Luvumbo e Piccoli. Anche questa scelta molto molto interessante. Piccoli d'altronde è stato probabilmente l'attaccante che ha fatto meglio in tutto il precampionato, compreso la partita di Coppa Italia, quindi giusto dare fiducia a questo giocatore che arriva dall'Atalanta. Una connessione, quella con l'Atalanta, che continua anche con gli altri giocatori che sono stati acquistati e che sono in panchina, a dopo la Padula, a dopo Palomino, e con loro anche oggi che è assente Zortea, che non è nella condizione di essere però di panchina, che sta recuperando, ma è altro giocatore che arriva appunto dalla squadra bergamasca. E vedremo quest'oggi se questa banda di giovani, integrata con quel che è rimasto dalla passata stagione, riuscirà a tenere testa ad una Roma che si schiera con Svilar tra i pali. I difensori sono da destra verso sinistra Selic, i due centrali sono, per la precisione, Mancini con Ndica, a sinistra c'è Angelino. I centrocampisti, Lefebvre, che è il volto nuovo nel centrocampo, con lui c'è invece anche Cristante, e con Cristante al suo fianco Pellegrini. E infine gli attaccanti che sono tre, e sono due dei quali sono nuovi, perché si tratta di, a destra, Sule, che abbiamo visto giocare molto bene l'anno scorso con il Frosinone, il centrale, il bomber della Liga dell'anno scorso, il capocannoniere del campionato della passata stagione, Dovbik, nella Liga spagnola, e infine Zaleschi, che invece è un giocatore cresciuto nella Roma, che anche l'anno scorso faceva parte dei giallorossi. Eh sì, le premesse sono ottime e le abbiamo raccontate, introdotte in questi primi minuti, ma intanto salutiamo coloro che sono all'ascolto e ci scrivono su WhatsApp al 340 5186 036. Ci ha scritto già questo pomeriggio Mauro con buongiorno amici, buon campionato a tutti e forza Cagliari, ma sono arrivati anche messaggi di Manuel che ci invia il suo forza Cagliari, mentre Alessio ci tiene a mandarci un forza Castello e una foto direttamente dalla curva in uno stadio che è pronto ad accogliere i suoi beniamini, come fatto anche in Coppa Italia con la Carrarese. Ancora saluti Andrea da Padova, ciao ragazzi, buon campionato. Luigi che ci scrive eccomi, ben ritrovati, forza Cagliari. E infine abbiamo Dino Lallodi che scrive ciao a tutti e buon campionato, io ci sono sempre contrario a far giocare un giocatore fuori ruolo, mi riferisco ad Azzi a destra, speriamo bene. Cosa ne pensi Vito? Forse una nuova evoluzione che Nicola vorrebbe dare all'esterno per farlo integrare e avere una soluzione in più anche magari a piede invertito? Sì, bisogna capire se per Nicola è fuori ruolo o se per Nicola questo è il suo ruolo, e quindi in questo nuovo ruolo intende poi valorizzarlo. Sarebbe fuori ruolo se per caso l'avesse già utilizzato d'altra parte e ritenesse che quello fosse il suo ruolo principale. Dico che siamo in una fase di costruzione, quindi è difficile poter parlare in questo momento di chi è in ruolo o fuori ruolo, perché Nicola ha portato le sue idee, sta portando anche un nuovo modo di giocare, molto più in verticale, è molto legato è molto meno legato al fraseggio difensivo, quello che abbiamo visto in troppe partite nella passata stagione. Insomma, un calcio nuovo che speriamo sia anche un calcio che paga. Per pagare non si può pretendere che si arrivi subito ai risultati in pochissime settimane, bisogna avere la pazienza che abbiamo avuto anche nelle passate stagioni nell'aspettare che la squadra possa trovare la sua amalgama. Teniamo conto anche del fatto che qualche aggiustamento ancora viene richiesto per quanto riguarda la rosa a disposizione, e anche in questo senso aspettiamo di vedere quale potrà essere l'apporto che la società darà al tecnico in vista del 31 di agosto, che è il termine ultimo per apportare appunto delle modifiche alla rosa. Hai parlato dello spirito che Nicola ha un po' voluto infondere nella sua conferenza stampa, quel senso di andare a battagliare con tutti senza guardare in faccia a nessuno, e se questa filosofia dovesse essere mantenuta dobbiamo dire che durante questa giornata si sta tenendo fede, diciamo che sta battendo banco questa filosofia di gioco, perché appunto hanno trovato la vittoria squadre molto meno blasonate e oggi potremmo essere l'ennesimo upset, e speriamo che sia così. Uno stadio assolutamente pieno, una prova con la Carrarese, Vito, buona ma naturalmente non troppo indicativa del livello che sarà il campionato. Ciò che sicuramente non mancherà è il pubblico che anche oggi acclama le tribune dell'Unipol Domus. Il vero fuoriclasse di questo Cagliari, perché noi abbiamo osannato
giustamente tutti i protagonisti della passata stagione, ma secondo me abbiamo trascurato quello che è stato in assoluto il vero determinante elemento che ha dato al Cagliari la spinta per riuscire a salvarsi, e cioè il pubblico sempre alle spalle della squadra a spingerla in avanti. Questo spirito bisogna conservarlo anche nel momento in cui non c'è più Ranieri, perché chiaramente è stato Claudio Ranieri a indurre il pubblico a essere dalla sua parte. Noi dobbiamo essere sempre dalla parte del Cagliari. È chiaro che bisogna distinguere la critica dal giudizio assoluto. La critica ci può stare e ci deve stare, il giudizio assoluto non serve a niente perché rischia di creare solamente colpevoli senza avere invece in mente giocatori che possono migliorare e dare il loro contributo. Una filosofia che abbiamo adottato e un pensiero che abbiamo già dalla prossima stagione e che non trascureremo neanche quest'anno. Nel guardare la Roma vedo in panchina Shomurodov, e Shomurodov per quanto mi riguarda è stato un po' il povo della discordia per lunghissimo periodo, perché sostenevo il fatto che lui dovesse giocare e molti altri non la pensavano così. Poi alla fine per fortuna ha giocato al momento giusto, e quando ha giocato ha dimostrato che il suo valore era un valore che poteva essere utilizzato per salvare il Cagliari. Forse è un po' troppa la valutazione che ha fatto la Roma a livello economico nei confronti dell'Uzbeko. Sì, forse un po' troppo per quello che pensiamo noi, magari è il giudizio giusto sul valore del calciatore, che magari la Roma non a caso ha tenuto perché ce l'ha ancora con sé. Quindi se ce l'ha ancora con sé vuol dire che il valore di Shomurodov, il valore che la Roma ritiene ci sia, è un valore che magari non si è espresso negli ultimi anni, ma che probabilmente il calciatore ne si ricorderà. Devo dire, annoto una cosa particolare: le belle bandiere che vedo nella curva sud, con tante bandiere dove ci sono poi delle immagini. Una mi ha colpito particolarmente anche sul piano affettivo, ed è quella dedicata a Fabio O'Neill. Molto, molto suggestiva le coreografie che poi si riescono a fare nelle nostre curve all'Unipol Domus. Devo dire, una curva sud che mi è capitato di vivere per la partita con la Carrarese, ha dato davvero tanto alla squadra e tanto rispetto anche all'avversario, perché c'era una sorta anche di mutuo rispetto per chi è venuto in trasferta, per i tifosi soprattutto della Carrarese che di lunedì si sono sobbarcati un aereo per la Sardegna. Questo è un po' il valore dello sport che il pubblico ha tramandato nella scorsa stagione, perché è caratteristica che si è fatta notare soprattutto nello scorso campionato. Oltre al grande affetto nei confronti dei propri beniamini, ci sono state anche grandi dimostrazioni di sportività da parte di coloro che andavano allo stadio. Sì, assolutamente sì, da questo punto di vista devo dire che, ripeto, abbiamo un fuoriclasse, speriamo di tenerlo vivo e di tenerlo utile e positivo nei confronti della squadra, sempre pronto sì ad annotare le cose che non vanno, perché è giusto che sia così, il tifoso deve dire ciò che pensa, ma senza demolire nessuno, ma cercando sempre di ricordare che poi quando si scende in campo si verifica solamente quello che è il valore che hai costruito, e quindi nel momento in cui c'è la partita è inutile polemizzare, eventualmente le polemiche, le annotazioni le fai a palla ferma e non durante il gioco. Sì, ci scrive il nostro Luigi: con il mio terrore vedere i terzini a ridosso del centrocampo, e con Nicola potrebbe succedere, convincetemi del contrario. Vito, dovrà parlare il campo alla fine. Sì, è anche un modo per tentare di tenere distanti i giocatori anche avversari. È chiaro che è un pericolo, perché se andiamo a vedere chi c'è sull'esterno dall'altra parte, c'è Angelino a sinistra dalla parte di Azzi, e c'è dall'altra parte invece Selic che dovrebbe spingere, ma oltre a questi ci sono anche giocatori che partono. Ad esempio a sinistra c'è dalla parte di Augello ci sarà Sule, ed è un cliente tutt'altro che è gradevole, dall'altra parte ci sarà invece Zaleschi, ma sono dinamiche, equilibri che si vedranno in campo e che vedremo se riusciranno a reggere. L'idea di Nicola è ambiziosa, vediamo se gli interpreti sono quelli adatti. Vedremo se sarà così. Un impiego anche di Zappa che abbiamo già visto nella scorsa stagione come braccetto difensivo. Diciamo che in questo campionato abbiamo visto qualche allenatore in più tentare un approccio soprattutto con dei braccetti che potessero aiutare la manovra. Potrebbe essere questo il caso, e magari questo nuovo ruolo di Zappa gli consentirà anche di acquistare ancora più sicurezze di quelle che sta avendo di anno in anno. Guarda, il fatto che li chiamano braccetti mi preoccupa, perché io ho avuto un'auto che rompeva sistematicamente i braccetti, quindi preferisco non chiamarli braccetti, perché per me era un punto debole. Io dico che sono due difensori centrali alla pari degli altri e che si staccano in certe situazioni, ma come d'altronde capita un po' sulle squadre moderne. Dobbiamo essere un po' più elastici, forse flessibili,
per evitare che i braccioli si rompano, quindi cerchiamo di utilizzarli per quello che devono essere, e soprattutto in questo caso devono essere 3 difensori affidabili che devono saper fare il reparto centrale quando i 2 esterni indietreggiano per far diventare la difesa 5. Una coppia invece di centrocampo, Vito, quella tra un trio anzi degli Iola Prati Marin, ma nella scorsa partita con la Carrarese abbiamo visto questi ultimi 2 giocare insieme nel secondo tempo e facendo anche abbastanza una buona gara, anche se ci fosse ancora qualcosa da limare. Oggi cosa ti aspetti da questi 2 interpreti che possono scambiare in modo tecnico un po' più veloce, rendendo più fluida la manovra in rossoblù? 2 giocatori che vedono la verticalizzazione, e questo è sicuramente uno degli elementi che li ha portati a essere titolari. Nella filosofia di Nicola c'è appunto il tentativo di trovare immediatamente la profondità, ed ecco per quale motivo ci sono 2 giocatori di questo tipo, calciatori che sanno avere idee, che sanno giocare la palla, che sanno anche inserirsi al momento opportuno. Quindi dobbiamo dire che in termini di qualità il ritorno di Marin è tanta roba per il Cagliari, e spero che Marin rimanga in questa squadra. Vedremo se sarà così, ce lo auguriamo un po' tutti, visto anche la prova e il valore anche dato nelle ultime stagioni, oltre che all'europeo, con il Cagliari che invece ritorna a schierare Luvumbo, che è stato un po' passato in sordina dopo l'esplosione dell'anno scorso, ma anche quest'anno lui può essere l'arma in più non arrivata al mercato, quella che si è già integrata, quella che conosce anche già la piazza e che sa come può far bene con questa formazione. Sì, hai detto bene, bisogna capire un po', ripeto, nell'arco del campionato intanto chi verrà tenuto, perché stiamo parlando di una squadra ancora che sta cercando la sua forma, la rosa migliore, perché sappiamo che non c'è ancora tutto di definitivo, ci sono molte cose che sono ancora da rivedere. Vediamo bene, ma intanto guardiamo questa partita, guardiamo a questo passaggio della crescita del Cagliari e a questo primo esame, perché chiaramente non possiamo non definirlo tale, una verifica d'ingresso, se dovessimo utilizzare termini che sono propri del calcio, della scuola italiana, una verifica d'ingresso con il Cagliari che deve capire un po' se c'è bisogno ancora di avere qualche rafforzamento, qualche recupero nel mercato, oppure se con questi può procedere nella crescita di un gruppo che chiaramente deve poi stare in linea con l'allenatore. E questo è quello che un po' ci chiediamo e speriamo di vedere in senso positivo da subito in questo primo appuntamento per il Cagliari contro la Roma nella prima giornata di campionato sugli spalti. Viola e Jeremina sono stati inquadrati qualche secondo or sono per appunto rimarcare il fatto che non ci siano Viola infortunato così come Zortea, mentre Jeremina è squalificato. L'altro infortunato invece è Yankto, che è stato preso da un attacco febbrile. Noi ci prendiamo invece un attimo di pausa, diamo spazio alla pubblicità e poi torniamo per iniziare questo nuovo campionato e iniziare a raccontarvi Cagliari-Roma. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante Brut metodo classico e Rocca Rubia, il Carignano del Sulcis, Cantina Sant'Adi,
Vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta su Radio Super Sound a Suon di Gol per raccontarvi l'esordio in campionato del Cagliari, che tra pochi minuti scenderà in campo e darà il via alle danze in questa nuova stagione contro la Roma all'Unipol Domus. Le squadre si stanno già preparando a darsi battaglia. Vito, manca sempre meno. Come ti aspetti affronterà questo primo tempo il nostro nuovo Cagliari con questo nuovo assetto? Credo che farà la sua partita, a differenza di quello che succedeva in passato. Molte volte capitava che aspettavamo un po' il movimento in campo. La Roma tenterà di imporre il proprio gioco a un tasso tecnico superiore, quindi non credo che stia ad aspettare. Il Cagliari dovrà fare la sua parte, entrare immediatamente con la testa nel match e fare in modo insomma di mettere in evidenza quelle che possono essere le eventuali difficoltà della Roma o crearle alla Roma, cosa un po' più complicata, ma cercando di ridurre al massimo anche i rischi per la propria squadra. È chiaro che bisogna pungere, non bisogna stare solamente a difendere, bisogna anche tentare di attaccare per cercare di evitare di essere poi attaccati in forza dalla squadra della Roma, che è molto più tecnica nell'elenco individuale, e quindi andresti certamente in difficoltà. Vedremo se contro queste squadre così tecniche con il nuovo Cagliari Nicolasi avrà un destino più agevole almeno nell'affrontarle. Ci auguriamo che sia una grande battaglia e che i nostri condottieri riescano a dare tutto e a portare a casa un risultato importante che darebbe sicuramente un gran morale in questo avvio di campionato, viste anche, come detto in precedenza, le grandi partite fatte dalle altre squadre. Le vedremo nel dettaglio nel corso della trasmissione. Vito, ci siamo quasi, un ultimo saluto e poi ci partiamo. Giusto il saluto, perché c'è il fischio d'inizio della partita che il signor Marinelli sta per dare. A tra pochissimo, allora torneremo in diretta con Vittorio, pronti a farci immergere in questa partita del Cagliari. Ma come detto in precedenza, sono terminate altri due match nel corso del pomeriggio che vedevano impegnate squadre di Serie A. Quello tra Bologna e Udinese è finito sull'1-1 tra appunto gli emiliani e i friulani, vantaggio al 57esimo su calcio di rigore di Orsolini, mentre al 68esimo, 10 minuti dopo, Toven si è presentato al dischetto sbagliando, ma sul corner successivo alla parata di Skorupski, molto bravo a intercettare il tiro dagli 11 metri, è andato a colpire di testa Giannetti per il definitivo 1-1, e poi nel resto della partita non si è riusciti a cambiare ancora una volta il punteggio, con il Bologna che si è reso veramente pericoloso. L'altro match invece, per quanto riguarda questa prima giornata dei 18:30 di domenica, Verona-Napoli, è stata la sorpresa di giornata in assoluto dopo i pareggi delle grandi di ieri, perché l'Hellas si è imposto per 3-0. Pensate un po', primo tempo a reti inviolate con la squadra di casa che non era riuscita a tirare verso la porta neanche una volta, mentre nel secondo tempo prima la rete di Livramento al 50esimo e poi la doppietta di Mosquera al 75esimo e 90esimo hanno decretato questo grande trionfo della squadra di Tudor, che quindi inizia la sua avventura sulla panchina degli scaligeri nel migliore dei modi, con un grande risultato Zanetti, scusate, non Tudor, con un grande risultato che darà morale alla squadra veronese, morale che speriamo di trovare anche noi nel match del Cagliari. Iniziato qualche giro di lancetta a Orsono con la Roma che si è fatta subito pericolosissima
ultima andando a cercare di impensierire la difesa formata da Zappa, Vietesca e Luperto, ma Cagliari che non è stato troppo sopito, perché subito dopo ha tentato di offendere in contropiede. Bella la sponda di Piccoli per Luvumbo, che si è presentata tu per tu con Svilar con un mancino basso, colpendo in pieno il portiere, ma sfortunatamente era anche partito in posizione irregolare il giocatore angolano, che oggi farà coppia con il nuovo acquisto Roberto Piccoli, arrivato dall'Atalanta in estate. Durante la trasmissione seguiremo anche match in diretta. Sta terminando quello della Liga tra Real Sociedad e Rayo Vallecano, punteggio sullo 0-2 per gli ospiti, che quindi stanno portando a casa un gran risultato, mentre è iniziato la serata della Serie B, 5 partite in contemporanea: Catanzaro Sassuolo 0-0, Cesena Carrarese 1-0 per i padroni di casa, e mentre le altre sono tutte a reti inviolate, iniziate da 16 minuti, le sfide tra Cosenza Cremonese, Frosinone e Sampdoria e Reggina Mantova. Quindi queste un po' le gare che sono già iniziate, mentre si è dato il via a un'altra gara in contemporanea per quanto riguarda la Serie A, quella tra Lazio e Venezia, iniziata con insieme al Cagliari, mentre in Ligan Rennes e Lione hanno appena dato inizio alle danze per quanto riguarda appunto il campionato francese. Noi siamo arrivati al primo collegamento di questo campionato, non esistiamo oltre, andiamo a farci raccontare la partita dal nostro Vittorio Sanna. Buon inizio da parte del Cagliari, che ha retto bene l'impatto con la partita e poi si è proposto anche in fase di attacco. Ora cerca di spingere il di destra con Azzi, la palla per De Iola, il tacco per liberare Piccoli che va al cross, palla in calcio d'angolo. Bella l'azione del Cagliari, che non sta ad aspettare la Roma ma fa il suo gioco, il pubblico apprezza. Primo calcio d'angolo della partita, lo batterà la squadra cagliaritana con Marin che va a battere dalla sinistra la porta di Svilar. 3 minuti e 30 nel corso del primo tempo, con Marini che posiziona il suo pallone nello spicchio di cerchio alla sinistra del portiere avversario. Partono tutti dalla linea che delimita l'area di rigore, quelli del Cagliari, per la loro rincorsa. Il pallone che spiove all'interno dell'area, il colpo di testa tentato da Vietesca col pallone alto sulla traversa. Cagliari pericoloso anche sul calcio piazzato. Bella la personalità della squadra in questo avvio di partita, con la Roma che chiaramente deve guardarsi e non può pensare solamente a cercare di catturare la vittima predestinata. Il lancio di Angelino, il pallone della zona in cui Vietesca può ribattere e regolare la posizione di Luvumbo, che lotta, resiste l'avversario, pallone ancora per Luvumbo dentro l'area, lo stop non è dei migliori, si lascia andare e va giù Angelino sulla spinta di Luvumbo. Interpretazione diversa rispetto a quella di poco fa, con le parti invertite, con Luvumbo spinto alle spalle indicate, di fatto che l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione e Svilar porta a spazio il pallone dentro l'area, lo tiene ancora vicino al dischetto, non sa chi servirlo, ancora in preso di palla il portiere della Roma, si avvicina Luvumbo, calcia Svilar in verticale cercando il bomber della squadra giallorossa, e c'è il nuovo arrivo Dovbik, il pallone poi giocato sulla destra, fraseggio della Roma che ancora tocca sulla destra per cercare di far partire, in questo caso Sule che si lascia andare sul terreno appena sfiorato da Marini, intervento dell'arbitro e calcio di punizione. Marinelli un po' troppo attento ai soffi che ci sono intorno alla Roma, non è stato altrettanto pignolo in precedenza, ripeto, su 2 scontri che ha visto qui proprio ha simulato del tutto una volta che si è allungato il pallone. Sta di fatto che c'è il calcio di punizione per la Roma in zona interna di destra, viene piazzata la palla, Pellegrini insieme allo stesso Sule sulla palla, Luvumbo non è alla distanza dovuta, Sule piazza la palla in un punto del terreno che ha deciso lui, l'arbitro non si è neanche portato nella zona per stabilire da dove far battere il calcio di punizione. Ritorna sulla palla Sule, finta il passaggio e poi calcia Pellegrini, il colpo di testa col pallone allontanato in fallo laterale, ma direttamente da un giocatore della Roma. La rimessa è per il Cagliari. 5 minuti e 49, sempre 0-0 il punteggio, la rimessa con le mani nel settore di destra, pronto a effettuarla in questo caso Zappa, 2 uomini su lungolinea, il primo è Azzi, è lui che riceve, di testa rende corto a Zappa, subito Zalewski che tenta di farsi largo, Zappa che interviene, il pallone si impenna e finisce in calcio d'angolo.
calcio d'angolo per la Roma dopo 6 minuti e 10, punteggio di 0-0 lì nello studio. E quindi un inizio di personalità per il Cagliari, che non si è dato per vinto, anche se adesso deve sopperire, deve riuscire a resistere all'attacco della squadra giallorossa, ma intanto cambia il punteggio nell'altro match che vi racconteremo almeno tramite il cambio dei risultati, quello tra Lazio e Venezia. 1-0 per il Venezia, che quindi cerca di portarsi a casa una vittoria incredibile e almeno si porta avanti in questi minuti iniziali. La rete di Andersen al 4° minuto ha aperto il match, quindi questo il report per quanto riguarda le altre squadre, mentre un Cagliari che deve difendersi dalla tecnica della Roma, ma che ha già dimostrato in questi minuti iniziali di avere la personalità per riuscire a ripartire veloce e a cercare di impensierire la difesa della squadra allestita da Daniele De Rossi per questa prima trasferta per quanto riguarda appunto gli avversari. Vediamo chi è l'arbitro del match. L'ha già citato Vittorio in precedenza, Livio Marinelli, la sezione di Tivoli, che è stato nominato in sostituzione di La Penna, che era stato il primo arbitro eletto per questo match. Alla 47esima direzione in assoluto nella massima serie, maturato nella Serie A una media di 3,89 cartellini gialli a partita, con 3 doppi gialli, 5 rossi e 17 rigori assegnati, circa il 0,37, quindi un rigore ogni 2 partite e mezzo circa, mentre la sua media in tutte le competizioni è di 4,3 gialli e di 0,32 rigori fischiati. Ha diretto il Cagliari in 2 occasioni in cui sono arrivate una vittoria ai supplementari di Coppa Italia contro il Palermo 2-1 nella scorsa stagione, ce lo ricorderemo, con il gol di Pardo all'ultimo minuto, e un pareggio per 1-1 contro il Sassuolo qualche stagione or sono. Ha diretto la Roma invece in una sola occasione in cui è arrivata la vittoria giallorossa in casa dell'Empoli per 2-1. A supporto del fischietto di Tivoli ci saranno gli assistenti Bercigli e Mokhtar, il quarto ufficiale è Cosso, al VAR Mazzoleni, aiuto VAR Sozza. Questa la formazione titolare della terna, che ormai non è più terna arbitrale, quindi vedremo se riusciranno a gestire questa partita in modo esemplare, senza polemiche, viste anche come sono finiti i precedenti con la Roma anche l'anno scorso. Bisognerà vedere un po' come verrà impostato appunto dal punto di vista disciplinare questo match. Precedenti interessanti: il Cagliari e la Roma non si incontravano nella prima giornata di campionato dal 12 settembre dell'82, quando sulla panchina giallorossa c'era Lendom, che si portò a casa la partita con il risultato di 3-1. Nei 3 precedenti in totale tra queste 3 compagini, quindi citato anche l'ultimo appuntamento, sono affrontati nella prima giornata in 3 occasioni, sono arrivate 2 vittorie giallorosse e un pareggio. Oggi speriamo di poter spezzare questa tradizione, diciamo così, per quanto riguarda la prima giornata, e poterci portare a casa i 3 punti. Ci saluta Manuel, che sta vivendo sicuramente con emozione questo match. È una partita che, dopo essere iniziata bella combattuta, si è un po' fermata con qualche fischio severo da parte del direttore di gara, che quindi non sta consentendo una fluidità esagerata al match che stiamo vivendo in questo momento e che vi racconteremo su Radio Super Sound. Vediamo un po' i nuovi acquisti da parte del Cagliari, perché ci sono state nuovi innesti nella formazione rossoblu che hanno lasciato felici tanti tifosi, hanno ritrovato una iniziativa che è piaciuta. Il primo di cui parliamo è Mikel Adopo, classe 2000 francese proveniente dall'Atalanta, che può vantare nei suoi trofei, oltre all'Europa League dell'anno scorso, anche se ha giocato parte della stagione al Torino, una Coppa Italia Primavera e una Supercoppa Primavera vinti proprio nelle fila del Torino. È un centrocampista massiccio che può ricoprire sia il ruolo di centrale che di mediano, anche se è stato provato dai suoi vecchi meister anche sulla fascia in caso di necessità, magari per cercare di spezzare un po' il gioco di qualche interprete avversario troppo dinamico. Ha raccolto finora 21 presenze in Serie A, mettendo a segno un assist, e quindi dal punto di vista dei bonus non è sicuramente uno che porta tante reti o porta tante assistenze, ma vedremo se riuscirà a dare la sua qualità al centrocampo del Cagliari, un centrocampista appunto più di alla
interdizione che ha l'impostazione, quindi lo impareremo a conoscere nel corso del campionato, sperando ci possa regalare tante soddisfazioni e possa essere anche una stagione di rilancio o di definitiva consacrazione tra i giocatori della Serie A. Intanto cambia ancora un risultato nella cadetteria, risultati come abbiamo detto che seguiremo le 5 partite che sono iniziate alle 20:30 e ancora il Cesena che trova la rete dopo il vantaggio all'8° minuto di Spendi. Sempre Spendi trova il secondo gol al 23esimo su calcio di rigore, quindi proprio la Carrarese, ultimo avversario del Cagliari in Coppa Italia, sta soccombendo dopo 24 minuti 2-0 in trasferta sul campo del Cesena. Questo è quanto per quanto riguarda la Serie B, che fino a questo momento non si è svegliata più di tanto, tranne che nella partita che vi abbiamo appena raccontato, ma naturalmente siamo qua a raccogliere ogni informazione utile, così come c'è il Cagliari che cerca di raccogliere ogni metro guadagnato. Qualche minuto fa un calcio d'angolo dopo una punizione che l'angolano Luvumbo era riuscito a procurarsi in 3 quarti, calcio d'angolo però infelice, che non ha portato a nulla, ma un Cagliari che può almeno continuare, che ha potuto continuare a gestire il possesso dopo l'azione offensiva, e questo è un dato importante, perché in questi minuti stiamo vedendo anche una certa sicurezza nel gestire palla in difesa. Gli spazi sono larghi, si fa correre l'avversario, si cerca di attirarlo per poi andare a colpire profondo, e fino a questo momento si sta provando con una buona velocità la squadra allenata da Davide Nicola, messa in campo appunto per questo primo appuntamento. Cambia ancora il punteggio per l'altro campo di Serie A. La partita tra Venezia e Lazio, come vi abbiamo detto, è iniziata col vantaggio degli ospiti grazie alla rete di Andersen al quarto. La Lazio ha rimesso a posto le cose, Castellanos all'11° per il pareggio, e quindi match che si riapre completamente. Vedremo se la nuova Lazio di Baroni, che è succeduto durante quest'estate alla direzione della squadra capitolina, potrà rimettere a posto le cose e andarsi a conquistare una partita che fino a questo momento non si era messa benissimo. Qualche minuto or sono c'era stato un contatto a centrocampo visto dall'arbitro falloso nei confronti di Zappa. L'azione è continuata per il vantaggio, la palla è arrivata a Zito Lovumbo che ha tentato il tiro a giro secondo palo, conclusione infelice che è terminata lontano dai pali difesi da Svilar, e quindi Lovumbo che deve cercare di raddrizzare la sua mira per le conclusioni future se vuole essere maggiormente pericoloso per impensierire appunto la difesa e la porta giallorossa. Cambia il punteggio nella partita della Liga, che sembra infinita come ormai abbiamo imparato a conoscerle in questa era post VAR, se vogliamo chiamarla così. Real Sociedad che si avvicina al Vallecano, era 2-0 il punteggio fino a questo momento, 1-2 per quanto riguarda il Real Sociedad, che quindi spera di poter rimettere in piedi in questi minuti finali la partita, ma penso stia per mancare veramente poco al termine, visti tanti minuti di recupero che già sono stati concessi in questo appuntamento per quanto riguarda la Liga che non termina con questo incontro tra Sociedad e Vallecano, ma che continuerà alle 21:30 con il match del Real Madrid, verrà ospitato dal Mallorca, e anche questo, per quanto potremo, ve lo proveremo a raccontare. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a rivivere le emozioni di Cagliari-Roma. Radio Supersound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Supersound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità.
Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Cifadda scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage! Tutti i reparti schierati per una partita vincente! Cifadda, partner ufficiale Cagliari Calcio. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante Brut metodo classico e Terre Brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. CalabreseDentalClinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole, un Cagliari combattivo, un Cagliari guerriero con una sua personalità che sta provando a imporsi sulla Roma, soprattutto sfruttando le ripartenze veloci. Qualche minuto or sono, bravo Piccoli a conquistarsi l'ennesima punizione in zona offensiva, e come abbiamo visto anche in Coppa Italia, i calci piazzati, le battute da fermo potrebbero essere un fattore importantissimo per la squadra isolana che andremo a commentare durante questa stagione. Vedremo se sarà così. Intanto ci prepariamo e andiamo all'Unipol Domus con la cronaca di Vittorio Sanna. 18 minuti 18 secondi, 0-0 il punteggio di un Cagliari intraprendente che sta in mezzo al campo alla pali della Roma, faccia a faccia per contendersi il risultato. Piace l'atteggiamento della squadra di Davide Nicola in questo avvio di partita, perché è un Cagliari aggressivo che va a riprendersi la palla quando la perde, che cerca di spingere e che non sta ad aspettare la squadra giallorossa. Ora un colpo di testa in ribattuta da parte di Zappa, il pallone riconquistato dal 59, si tratta di Zaleschi che tenta di attaccare, e poi l'F va a sinistra per Angelino che tiene ancora il peso in palla, va a cercare ancora Zaleschi, chiuso nella circostanza, e Cagliari che tenta di ripartire con Lumumbo, fermato immediatamente, la palla va a destra nella zona in cui agisce Selic che tiene il peso in palla, appoggia a largo dove c'è ancora una volta il tentativo di scattare da parte dell'attaccante Sule che cerca di passare, molto bravo Augello a togliere il pallone, ad allargarsi e poi a impostare ancora per Lumumbo, travolto dalla spinta di Selic. Calcio di punizione per il Cagliari all'altezza della prima tre quarti difensiva. 19 minuti e 21, calcio di punizione che viene affidato al piede di Luperto. Abbiamo detto di un Cagliari che sa muoversi con armonia, in modo compatto, portando i reparti sempre molto corti l'uno dall'altro, sia in fase d'attacco che nella circostanza difensiva. E Vietesca ritiene il possesso del pallone, chiama Piccoli che si è messo subito in evidenza come boa, il riferimento dell'attacco della squadra cagliaritana. Ancora Vietesca, l'appoggia a destra per Zappa, subito attaccato da Zaleschi col pallone che arriva ancora a Vietesca, ribattuto e recuperato in questo caso dall'attaccante Dovbik che cerca ancora il fregio con la Roma, che perde ancora palla, Assi che tenta lo scatto, accelerazione di Assi nel settore di destra, tiene in gioco il pallone, converge ancora verso il centro, dà all'indietro per Marin che può impostare l'apertura a sinistra nella zona di Augello, 20 metri, il tocco per Deiola, 1-2, Augello dentro l'area, la chiusura in tecnico scivolato da parte di Selic che manda in fallo laterale. Applausi del pubblico dell'Unipol Domus che gradisce questo Cagliari intraprendente che non sta ad aspettare l'avversario ma fa la sua partita, gioca con personalità. Scuffetti nel frattempo è arrivato fino a Vietesca per dirgli qualcosa nel cerchio del centrocampo. Nel frattempo rimessa con le mani per il Cagliari, affidata nel settore di sinistra, in questo caso mi pare a Luperto. Vediamo se sì, è proprio lui che va a rimettere in gioco la palla con le mani per proporre un cross all'interno dell'area.
saltano in tanti, ribatte Mancini, il pallone ritorna nella zona di Luperto che si accontenta di un'ulteriore rimessa con le mani, si libera Piccoli, viene servito, il colpo di testa però in ribattuta, ancora Augello, Luperto che tenta di tenere in gioco, non è riuscita l'operazione, si solleva la bandierina dell'assistente e quindi il gioco riprenderà con una rimessa con le mani in favore della Roma. Zona di difesa per la squadra giallorossa con il pallone che sta per essere messo dentro il campo ancora da Selic, su lungolinea va su Dobbik che va ancora a cercare di farsi spazio, pallone ribattuto dalla retroguardia del Cagliari, poi fallo del giocatore ucraino, Dobbik che fa fallo e calcio di punizione per il Cagliari che Prati ha già battuto. 22 minuti che stanno scorrendo, mentre il 22esimo, il minuto che sta scorrendo, punteggio di 0-0 e linea che torna allo studio. Intraprendenza quindi in questi minuti da parte del Cagliari, che si sta muovendo la squadra, come detto da Vittorio, compatta e unita alla ricerca dell'offensiva nei confronti della Roma. Ci ha provato in più di un'occasione, ma è stata attenta fino a questo momento la retroguardia giallorossa nel intercettare ogni possibile attacco troppo pericoloso da parte degli uomini di casa. Intanto sono cambiati dei punteggi, prima di tutto in Serie B, quello tra Cosenza e Cremonese, perché dopo 30 minuti 35 in questo momento, ma 30 si è sbloccata la gara, ha segnato la squadra di casa Dorazio, quindi 1-0 Cosenza, le altre partite tutte sullo 0-0 tranne Cesena Carrarese 2-0, così come 2-0 è il Rennes nei confronti del Lione. In pochi minuti si è portato in doppio vantaggio il team appunto di casa, la rete al 19esimo di Bordegau e al 21esimo di Guari, che quindi fino a questo momento decretano il vantaggio degli uomini rossoneri francesi. Intanto i rossoblu cagliaritani continuano a combattere. Andiamo ad analizzare ancora qualche nuovo arrivo. In questo ultimo collegamento è stato citato Roberto Piccoli che è un classe 2001 italiano, che è stato sempre considerato un giovane dal futuro radioso visto le sue prodezze ai tempi della primavera. Nelle giovanili ha conquistato 2 campionati primavera, una Supercoppa sempre primavera e 2 titoli di capocannoniere della categoria. Nonostante la giovanissima età ha già accumulato ben 97 presenze nella massima serie con 13 gol all'attivo e un assist. Ha vestito le maglie di Verona, Spezia, Genoa, Atalanta, Lecce ed Empoli. Oggi invece a quella del Cagliari addosso ha segnato e fatto assist nella prima gara che ha giocato con questi nuovi colori in Coppa Italia, e ci auguriamo possa ripetersi anche in questo esordio con la maglia dei sardi. Per quanto riguarda il campionato, fino a questo momento sembra avere tutte le intenzioni di riuscire a farcela. Vediamo un po' di precedenti sulle 2 compagini che stanno dando battaglia in questa gara dell'Unipol Domus. 97 i precedenti, dove sono arrivate 24 vittorie rossoblu, 28 pareggi e 45 sconfitte. In casa il bilancio è un po' migliore, anzi direi nettamente migliore, visto che siamo quasi pari con 50 incontri, con 19 vittorie per quanto riguarda il Cagliari, 11 pareggi e 20 vittorie romaniste. Manca una vittoria soltanto ad essere nuovamente in totale equilibrio. Chissà non possa essere questa l'occasione adatta per rimettere tutto in parità, ristabilire quindi questo equilibrio totale tra la squadra romana e la squadra isolana. L'ultima vittoria rossoblu contro i giallorossi risale all'aprile 2021 nel match casalingo conquistato per 3-2 dal Cagliari. La rete di Likolianis in apertura fu raggiunta dal pareggio nel primo tempo di Carles Perez, mentre nella seconda metà sono arrivate le reti proprio di Marin, che oggi riesordisce diciamo così con il Cagliari in Serie A, e João Pedro, che ha reso inutile la successiva marcatura di Fazio. Grande partita quella del 3-2 che abbiamo appena ricordato, e le partite sono sempre divertenti comunque tra queste 2 formazioni, visto che negli ultimi 10 scontri, pensate un po', ci sono stati 3 gol almeno in 8 occasioni, solamente un 1-0 e un 1-1 nelle ultime 10 partite. Anche oggi ci aspettiamo di assistere a dello spettacolo, si spera in modo favorevole dalla nostra parte, in modo che lo stadio possa esplodere di gioia
a questa prima presentazione della nuova squadra rossoblu. Dalla Serie B invece arrivano altri gol, non si smette di segnare. Nella cadetteria hanno scelto la seconda parte del primo tempo perché all'inizio erano tutti un po' con la paura e l'ansietta in questa prima giornata, mentre nella seconda metà sembrano essersi sbloccati. Sassuolo in vantaggio sul campo del Catanzaro, la rete al 39esimo di Mulattieri. Sassuolo che dobbiamo dire si presenta in Serie B con una squadra per cercare di risalire subito, perché praticamente non hanno perso grandi componenti fino a questo momento, mercato ancora aperto rispetto all'anno scorso. Vedremo se sarà compito semplice per i neroverdi ritornare nella massima serie immediatamente o se avranno qualche difficoltà in più e dovranno continuare a stare nel purgatorio anche l'anno prossimo. Questo lo potremo sapere solamente a maggio. Intanto Cagliari e Roma si stanno un po' studiando dopo degli attacchi nella prima metà un po' più altisonanti, un po' guidati dall'impeto. Ora c'è un po' di ragionamento tra le due formazioni. La Roma tiene bene la palla incollata a terra senza bisogno di alzarla, e per questo, grazie alla qualità dei suoi giocatori, ma Cagliari sempre molto attento, che appena ha l'occasione di sbilanciare l'assetto dato da De Rossi ci prova, cercando di infilarsi con i suoi due interpreti offensivi in modo veramente rapido. Vedremo se ci riuscirà, ce l'auguriamo sicuramente in questo primo match day per quanto riguarda la Serie A. Prima li abbiamo citati così al volo, gli assenti del match sono due squalificati, uno per squadra, Mina per il Cagliari, e invece nella Roma è squalificato Paredes, che ha giocato con la Primavera durante questo pomeriggio, Primavera che purtroppo non è riuscita a portare a casa il risultato sul campo proprio della Roma, e dopo ve ne parleremo con maggiore attenzione. Mina squalificato del Cagliari, e i box Jankto, che è stato preso appunto da un attacco febbrile e non si sa neanche bene quale sarà il suo futuro, perché non si capisce se dovrà rimanere in Sardegna o se sarà destinato a trovare nuovi lidi. Viola, che non è ancora al 100%, così come Zortea, che è un altro degli acquisti fatti in quest'estate, da cui ci si aspetta molto, un profilo davvero interessante, un giocatore che può ricoprire entrambe le fasce, che quindi può tornare molto utile in una squadra come quella di Nicola, che sembra essere improntata alla ripartenza veloce. Speriamo di poter vedere le gesta di Zortea il prima possibile. Zortea, che è un classe 99 italiano, proveniente dall'Atalanta, ha conquistato in carriera un campionato Primavera proprio con i bergamaschi. Può vantare 67 presenze in Serie A con 4 gol e 8 assist, pensate 5 nella scorsa stagione, quindi davvero un giocatore che proviene da un'ottima annata, non fortunata per la sua compagine, ma che potrebbe rilanciarsi vestendo la maglia del Cagliari. Con le maglie di Atalanta vestito nel corso della sua carriera le maglie dell'Atalanta, Frosinone, Sassuolo, Salernitana e in Serie B con la Cremonese, quindi giocatore con una certa esperienza che può dare un valore aggiunto alla manovra rossoblu, e ci aspettiamo tanto da lui, non vediamo l'ora di vederlo in campo. Questo è Nadir Zortea, uno degli acquisti del mercato estivo da parte della squadra rossoblu. Dobbiamo dire un primo tempo che continua con un piccolo trotto, le due squadre fraseggiano molto nel cercare di trovare i punti scoperti del rispettivo avversario, ma atteggiamento comunque di personalità da parte del Cagliari, perché anche nella gestione della palla non si fa intimorire, si muove in modo compatto, cercando di smuovere appunto l'ordinato centrocampo, soprattutto della Roma, che fino a questo momento ha lasciato pochissime possibilità. Abbiamo visto più che altro tentativi di fraseggio rapido con la ricerca della profondità. Sia Piccoli che Luvumbo possono fare questo lavoro. Piccoli di grande stazza è utilizzato da Boa, ma comunque un'ottima mobilità per il classe 2001, che può dare una soluzione in più, un po' l'unione tra la possibilità del colpo di testa che abbiamo con
con Pavoletti e un po' di più di mobilità che solitamente invece andavamo a ricercare nelle gesta di Lapadula. Per chi sta, vi ricordo di guardare, per chi sta guardando la partita, di scriverci il vostro commento al 340 5186 036. Intanto qualche minuto fa brividissimo da parte di Scuffè, che si è fatto passare sotto il piede un retropassaggio facile, l'ha dovuto togliere all'ultimo dalla linea di porta. Ci siamo tutti spaventati e pensiamo, anche se non abbiamo avuto l'audio, abbiamo potuto immaginare come abbia reagito la Domus a un errore, un'inesattezza che poteva causare un gol che sarebbe stato davvero ingiusto per quello che abbiamo visto nei primi 30 minuti di gara in questa prima giornata appunto tra le mura amiche per quanto riguarda il Cagliari. Passaggio all'indietro di Luperto e Scuffec, che è il più classico dello stop che non è stop, quella palla che passa sotto i tacchetti. Si stava andando a depositare in rete, ma fortunatamente è stato abbastanza rapido nel cambiare la sua traiettoria, andare a evitare guai peggiori. Il portiere Simone Scuffet, che nella scorsa stagione si è conquistato la titolarità nel Cagliari ai danni di Radunovic che invece ha iniziato in maniera non eccelsa la sua nuova avventura tra le fila del Bari, perché appunto è stato ceduto nel corso di questa sessione di mercato ai pugliesi. 3-1 il punteggio nel primo match dei Galletti, con quindi una sonora sconfitta e ben 3 reti incassate dall'ex Cagliari. Questo è un po' il resoconto per anche Radunovic, che ci ha lasciato in questo mercato, mentre è cambiato uno dei risultati della cadetteria. Il big match forse tra i nomi più altisonanti della serie cadetta, quello tra Frosinone e Sampdoria, vantaggio Ciociaro al primo di recupero del primo tempo, quindi Frosinone sull'1-0. La rete di Ambrosino porta in vantaggio la squadra di casa, che quindi tenterà di mantenere questo risultato. Un Frosinone decisamente molto cambiato rispetto a quello che abbiamo visto nella scorsa stagione in Serie A, ma era stato analizzato questo dato per la via del grande quantitativo di prestiti che i gialloblu di cui i gialloblu avevano usufruito nella passata stagione, che poi con la discesa in cadetteria non sono stati riscattati. Noi invece siamo pronti a riscattarci, speriamo di poter raccontare una grande emozione. Allora andiamo a vivere il match del Cagliari con la cronaca di Vittorio Sanna. Col fraseggio tentato da Piccoli con un po' l'anticipo prevedibile, in questo caso l'intervento del difensore. Ancora Roma che recupera il centrocampo, un momento di recupero da parte del Cagliari con Vietesca che tenta il fallo, accelerazione di Sule, limite dell'area, Sule, tenta un varco, non lo trova, si ferma, è costretto a indietreggiare, cede il pallone al suo compagno di squadra Zaleschi, il cross di Zaleschi, alto per l'attaccante Dobbik, e poi ancora la conclusione tentata da Pellegrini col pallone che viene ribattuto in fallo laterale. Momento in cui il Cagliari ha subito un poco, la Roma ha lasciato un po' l'iniziativa alla squadra giallorossa, che ne ha approfittato per portarsi più costantemente nella metà campo del Cagliari. La rimessa con le mani all'indietro, col pallone controllato da Mancini che lo tiene con il pallone toccato poi per il compagno di squadra. Si tratta del numero 4 della squadra giallorossa, Cristante a sinistra per Angelino ancora in posto di palla, il tocco e lo scambio ancora con Cristante, e poi ancora il tentativo di liberarsi di Zaleschi pressato da Azzi, quindi il pallone in verticale va in anticipo, in questo caso Vietesca. L'arbitro non interviene per il fallo di Dobbik su Vietesca, ma sulla posizione regolare del giocatore ucraino. Quindi calcio di punizione per il Cagliari, 34 minuti 25 secondi con sul pallone Vietesca per Luperto che guarda un po' la situazione, lo scambio con Marin, un po' scomparso Marin in questa fase, pallone per Piccoli, tocca all'indietro per Marin, vediamo se si è nel frattempo riposato. Prati che chiude molto bene sul pallone vagante che stava per andare su Dobbik, ancora il posto di palla del Cagliari, Zappa per Prati, subito attaccato, il lancio in avanti per il tacco ancora di De Iola che riceve ancora Piccoli, il pallone gli passa oltre e si perde in fallo laterale. Si è emozionato dopo il tacco De Iola e alla fine non è riuscito a stare in piedi sul passaggio di ritorno. 35 minuti e 06, la rimessa con le mani
in favore di Angelino per la squadra giallorossa. Siamo in zona difensiva per la Roma, Angelino nel settore di sinistra, si avvicina anche Zaleschi, vediamo chi andrà a servire, più in là c'è Dovbik, è proprio lui che viene, il colpo di testa è alle sue spalle dove non ci sono compagni. Luperto si guarda dall'attacco portato in questo caso da Sule, il passaggio per Scuffette per Marin a destra per Luperto che cerca il lancio avanti per il tentativo di Luvumbo, anticipato dall'intervento di Mancini, arbitro che interviene anche in questo caso con il velluto tra le mani per concedere un calcio di punizione a dir poco regalato a centrocampo alla Mancini, che lamenta di essere stato disturbato nel colpo di testa da Luvumbo. Calcio di punizione che viene battuto da Cristante che tocca corto a vantaggio ancora di Selic a destra per Sule che tenta di attaccare, il pallone al limite dell'area per Pellegrini, attaccato, gli toglie la palla, in questo caso Zappa, ma il pallone è recuperato immediatamente dalla Roma, dato all'indietro all'inizio indica il numero 5, porta il pallone e lo cede a sinistra nella zona di Zaleschi che tenta il nuovo duello con Azzi. Zaleschi che imbecca qualcuno, è il 3-6-0-9, è praticamente il tempo che è trascorso, 3-6-2-9 è il cronometro che ci dice la linea allo studio sullo 0-0. Sì, e noi invece diamo la linea alla pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Momento in diretta dalla Corte del Sole, ancora 0-0 tra Cagliari e Roma. Cagliari che negli ultimi minuti ha provato un po' di più a impensierire la squadra ospite. Abbiamo visto qualche minuto or sono un lancio di Luperto con uno stop molto intelligente di petto di Augello, che poi ha lasciato Piccoli combattere. L'azione è continuata fino al servizio di Marini in aria. Molto bravo però Selic a coprire la posizione, quindi a non permettere al centrocampista del Cagliari di rendersi pericoloso all'interno della zona più pericolosa del campo, che è proprio l'area di rigore della sua squadra, e quindi
Vedremo se invece in questo continuo, in questo finale di prima frazione ci potrà essere un sussulto per il Cagliari nel cercare di andare in vantaggio in questa gara così prestigiosa contro la squadra giallorossa. Giallorossi che, come abbiamo detto, sono guidati da Daniele De Rossi che ha sfidato il Cagliari in 2 occasioni in cui ha trovato una vittoria e una sconfitta. Per Nicola invece la Roma è stata avversario in 10 appuntamenti in cui sono arrivate 3 vittorie e 7 sconfitte, non proprio un filotto troppo positivo, ma come sappiamo le statistiche sono fatte anche per non essere rispettate, quindi speriamo possa essere oggi uno di quei giorni. I 2 tecnici sono affrontati in una sola occasione con la vittoria di Nicola nell'ultima giornata dello scorso campionato, con la conseguente salvezza dell'Empoli, che era guidato appunto proprio dal mister, che invece oggi siede sulla panchina rossoblu, data ricorrenza anche dell'unica vittoria contro De Rossi di Nicola, in un appuntamento davvero importante che ha segnato la storia della squadra dell'Empoli, che anche in questa stagione quindi darà battaglia insieme a noi per mantenere la categoria in questa Serie A. E vedremo un po' se avendoli rubato il tecnico magari riusciamo a trovare una quadra che precedentemente non avevamo, ma fino a questo momento dobbiamo dire, almeno dal punto di vista caratteriale, sembra essere l'impronta adatta per far credere in se stessi questi giocatori che stanno provando in tutti i modi a mettere in difficoltà un avversario ben più blasinato come la Roma. Qualche minuto or sono, tentativo, il primo verso la porta da parte del Cagliari con Marin che ha tentato con il sinistro da fuori area, botta decisa del numero 18 del Cagliari, ma risposta di Svilar con i pugni, tiro un po' troppo centrale sulla ripartenza, molto veloce la Roma a cambiare fronte. Zalewski, bella la sua azione sulla sinistra con il cross tentato a servizio del nuovo acquisto Dovbig, che però non è riuscito a impattare come desiderava la palla. Bello il tiro di Marin, servizio di testa da parte di Prati, anche un po' difficile da controllare la palla, ci ha tentato a distanza, la conclusione è un po' troppo centrale, ma la potenza ha fatto sì che Svilar si rifugiasse in una parata con i pugni, non rischiando la presa, quindi un po' di preoccupazione l'abbiamo messa negli occhi dell'estremo difensore della squadra oggi ospite. Quindi Marin, che è stato un po' l'acquisto in più per tanti di questa stagione estiva. Un altro acquisto che invece non abbiamo ancora visto calcare il campo è Mattia Felici, che è un classe 2001 proprio come Piccoli, quindi 23enne italiano proveniente dalla Feral Pisalò, esterno di centrocampo che può giocare anche in avanti. Nelle sue esperienze tra Serie B, C e D ha raccolto 99 presenze tra i professionisti con 14 gol e 12 assist messi a segno. C'è tanta curiosità per conoscere questo nuovo gioiellino che è stato acquistato dal Cagliari, che sta tentando di portare in Sardegna dei talenti italiani in avanscoperta, diciamo così. Abbiamo visto l'anno scorso con Prati, che era uno dei giocatori più corteggiati del campionato cadetto per la sua giovane età e per la grande personalità dimostrata. E quest'anno invece si è andati a prendere Felici, che nella scorsa stagione ha firmato 5 gol e 4 assist con la retrocessa Feral Pisalò, dandosi da fare e mostrando un grande temperamento. Vedremo se sarà della partita oggi, una partita che il Cagliari sta interpretando in visione offensiva in questo finale di primo tempo. Ancora un tentativo dalla fascia destra qualche minuto or sono con il servizio di Azzi nei confronti di Piccoli. Bravo l'attaccante del Cagliari ad aspettare la scivolata avversaria, a conquistarsi un ottimo calcio d'angolo, anche perché vista il suo decentramento dal cuore dell'area di rigore sarebbe stato ben difficile mettere al centro una palla interessante e pericolosa, e quindi ottima la scelta di accontentarsi dell'angolo da parte della punta del riferimento della squadra di Davide Nicola. Calcio d'angolo che poi è stato battuto successivamente, una traiettoria non sbagliata verso il centro, ma purtroppo nessuno è riuscito a prendere bene il tempismo per andare a impattare in modo deciso e quindi impensierire, o almeno tentare di farlo, la porta e il portiere Svilar.
Non cambiano i risultati per quanto riguarda gli altri due campi che stanno ancora contendendo battaglia in questa prima frazione, mentre è finito il primo tempo in Serie B. Velocemente un ripasso dei risultati: Catanzaro Sassuolo 0-1, Cesena Carrarese 2-0, Cosenza Cremonese 1-0, Frosinone Sampdoria 1-0, Reggiana Mantova 0-0. Noi invece siamo pronti a vivere questo finale di primo tempo, se ci sarà recupero, e andiamo a farlo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Un tiro di Piccoli che è finito al lato di pochissimo, con l'arbitro che nel frattempo mette il fischietto tra le labbra e manda la squadra a riposo. E devo dire che anche in questa circostanza sul tiro di Piccoli mi è parso ci fosse una deviazione. Piccoli che si è accentrato portando il pallone, ha calciato e ha mandato la palla al lato. Punteggio che rimane sullo 0-0, ma che bel Cagliari, Andrea, un Cagliari veramente intraprendente, che gioca il calcio, che guarda in faccia la Roma, che non ha il complesso Calimero. Tutte quelle lamentele che mi rendevano antipatico l'anno scorso le devo rimettere in cassetto, perché quest'oggi non ho proprio niente da lamentare in questa partita per l'atteggiamento del Cagliari, per la posizione dei giocatori, con Luvumbo che gioca al centro, dove può mettere sempre in ansia gli avversari, con Piccoli che si muove decisamente bene per lavorare per la squadra, con la squadra che spinge, con personalità, perché non ha paura di giocare il pallone. Insomma, un bel Cagliari, quello che chiude il primo tempo sul punteggio di 0-0 al cospetto della Roma. Eh sì, un Cagliari subito che ha dimostrato grande personalità e anche una grande attenzione in campo, perché dobbiamo dire che ha dimostrato che messo bene negli spazi giusti può far paura a una squadra tecnicamente superiore. L'abbiamo visto in qualche fraseggio della Roma, ma che in questa prima metà di gara non è riuscita a esprimere il suo miglior calcio, non per un atteggiamento anti-squadra, diciamo così, in cui eravamo abituati, in cui si cercava di annullare il più possibile gli avversari, ma perché il Cagliari sta dando davvero manforte, tentando di portarsi in avanti con pericolosità. Chi ti è piaciuto di più in questo primo tempo, Vitto? Ma un po' tutti, devo dire che però i dati poi ti danno conferma: il numero di passaggi superiore, il numero di possesso di palla, il numero di precisione dei passaggi. C'è un Cagliari che non è Calimero dell'anno scorso, che sembrava che ogni volta doveva giocare con il mostro cattivo e entrava con le orecchie abbassate. Insomma, è un Cagliari che ha fatto la sua partita: 3 angoli a 1 con un tiro in porta contro 0, 5-3 nei tiri totali. Insomma, un Cagliari che al cospetto della Roma è il padrone di casa, non ha concesso l'Unipol Domus agli avversari, e speriamo che possa reggere anche sul piano fisico e soprattutto con i cambi a quello che è il valore della Roma, perché poi in queste partite, ricordo, conta molto essere attenti per 90 minuti, conta molto non perdere il valore di 90 minuti e quindi contano molto anche i cambi. Assolutamente sì, abbiamo visto anche in questo weekend stesso tante partite che sono decise poi nei minuti finali, quando tutti sono più stanchi, quando un po' l'attenzione cala. Noi dobbiamo essere bravi a non farlo e a continuare con questa grande concentrazione che abbiamo visto per i primi 45 minuti. Piccoli, giocatore che ricopre tutto lo spazio, sembrerebbe essere, almeno per quello che abbiamo visto fino a questo momento, un ottimo compagno di Luvumbo, perché gli lascia poi la libertà anche di esprimersi. Ma diciamo che Piccoli è un attaccante intelligente, questa è la grande differenza, cioè da prima punta è uno che sa come crearsi lo spazio, ha un controllo della tecnica che gli permette di muoversi e di poter creare lo spazio per gli avversari, sa fare bene il pivot. Insomma, abbiamo a che fare con una prima punta che è una prima punta di valore, giovane, di prospettiva, bisogna dargli spazio, bisogna dargli tempo, ma è uno già che sta dimostrando il suo valore, che a Cagliari probabilmente potrà contare su un tecnico che su di lui ci crede e gli ha dato precedenza malgrado la panchina sia occupata dalla Padula e Pavoletti, e quindi non si è fatto intimorire dai nomi dei giocatori, non ha fatto ruffianati, in questo caso Nicola, ma ha puntato direttamente a quella che è la sostanza. È un po' il discorso che molte volte abbiamo fatto l'anno scorso, quando c'erano giocatori che secondo me potevano dare di più e che magari per l'equilibrio dello spogliatoio sono rimasti spesso seduti in panchina. E quindi Nicola subito mossa coraggiosa per ergersi anche al leader, come giusto che sia, condottiero di questa squadra. Intanto ci scrive al 340 5186 036 tramite WhatsApp Riccardo da Bologna: un bel Cagliari, interessante nel fraseggio, nel gioco e senza timori. Vitto, sei d'accordo? Ma dobbiamo dire proprio grande sinergia tra gli stessi giocatori, che prima invece vedevamo controllare la palla un po' più con
difficoltà e anche ricercarsi con quel po' più di tempo, invece adesso si cerca molto di più la rapidità nella costruzione dell'azione offensiva. È una squadra proiettata a crescere, è una squadra proiettata a costruire, è una squadra che punta a diventare una squadra sempre più forte. Questo è l'aspetto positivo di questi 11 giocatori che abbiamo visto in campo, che giocano guardando in faccia la Roma e tentando di fare squadra per poter compensare a quelle che possono essere le differenze tecniche individuali. In questo momento dobbiamo dire che di squadra ha giocato meglio il Cagliari di quando ha giocato la Roma. Abbiamo visto molti fraseggi di prima molto belli che hanno permesso di arrivare a ridosso dell'area di rigore e di portare delle insidie. È un Cagliari che chiaramente poi ha preso coraggio col passare dei minuti. I tiri di Marin e quello di Piccoli nel finale di tempo la dicano lunga sulla mentalità, sul coraggio, sulla emotività che il Cagliari ha costruito nel corso del primo tempo, rendendosi conto di potersela giocare. E ora bisogna mantenerla anche nei secondi 45. Abbiamo parlato prima di cambi che potrebbero essere decisivi nella gara. Pensi che vedremo qualcuno dei nuovi, uno tra dopo e Felici, magari nel corso della seconda metà? No, vedremo, c'è anche Kingston in panchina, ci sono dei tanti che possono prendere posto, c'è lo stesso Pavoletti, quindi vediamo un po' quello che penserà Nicola. Chiaramente ci sarà bisogno di qualche cambio per tentare anche di evitare che ci sia un calo fisico, teniamo conto della grande ricchezza della panchina della Roma e quindi del fatto che devi tentare di tenere alto il livello di rendimento della squadra. Assolutamente sì. Invece una prima impressione su Luperto, Vito, a me è sembrato avere le qualità del leader, almeno per come si gestiva dal punto di vista del palleggio l'azione anche in fase difensiva. Ma devo dire anche Vietesca mi ha impressionato positivamente, perché quando il giocatore guarda avanti invece che indietreggiare, secondo me riesce a fare anche un altro tipo di gioco. Vietesca è molto più propenso all'anticipo e quindi è un giocatore che deve andare verso la palla, ad uscire e non a indietreggiare. Il Cagliari del passato indietreggiava un po' troppo e forse questa caratteristica non era adatta a Vietesca. Vietesca è, come hai detto giustamente tu, lo stesso Luperto, ma anche Zappa, devo dire, stanno facendo una buona partita, molto aggressivi, e in questo modo riescono ad arginare la Roma. Una Roma che ha avuto poco spazio per riuscire a concludere e speriamo che ne abbia ancora poco anche nel corso della partita, o quasi nulla. Devo dirti una cosa a livello statistico, Andrea, se no mi dimentico, perché comunque è una cosa ghiotta. Il Cagliari contro la Roma ha giocato la sua prima partita in Serie A, per la precisione il 15 settembre del 1970. Era giusto per dirtelo. Chiaramente è stato anche il debutto in Serie A di Gigi Riva, e quindi, visto che si parla sempre tanto di Riva, di quello che è stato, di quello che ha fatto, ci sta bene ricordare che abbiamo di fronte la squadra con la quale Gigi Riva debuttò nella massima serie, quindi una curiosità in più. Assolutamente sì, abbiamo detto partita storica quella tra Cagliari e Roma, sentitissima tra l'altro da tutte e due le tifoserie, perché c'è rispetto tra entrambi, ma c'è comunque sempre una grande battaglia quando scendono in campo questi colori. Battaglia che abbiamo detto al centro del campo è stata gestita molto bene. Sulle fasce invece Azzi forse un po' più in difficoltà, mentre Augello è stato bravo a rendersi protagonista e a dare anche supporto quando alla manovra occorreva magari un'accelerazione con uno scatto. Sì, assolutamente sì, è proprio così. È questa la situazione che si è creata spesso e che ha permesso al Cagliari di poter spingere nel settore destro in modo costante per riuscire a tenere anche la Roma ancorata un po' alla sua metà campo. Non ha permesso di dare campo ai giocatori che spingono sull'esterno, ma li ha preoccupati con i nostri esterni, e questa è stata sicuramente una di quelle mosse che ha spostato il baricentro del gioco più avanti rispetto a quella che abitualmente è la media quando affronti queste squadre. Sì, quindi ottimo primo tempo che speriamo possa essere continuato e ripetuto anche nella seconda metà, con un Cagliari di grande personalità che non si è fatto intimorire dal gioco della Roma, ma che anzi è riuscito con grande maestria a portare la partita sullo 0-0, anche rendendosi maggiormente pericoloso rispetto alla
squadra ospite che, a parte qualche cross alla ricerca di Dobvig, non ha creato grandi situazioni di pericolo per quanto riguarda appunto il rossoblu. Marin, atteggiamento un po' alla Nandez in questo avvio, è bello carico sugli avversari, Vito, Sì, bello carico sugli avversari, ma fa un gioco diverso rispetto a Nandez, dobbiamo dire, è un gioco molto più ordinato. Mi ha impressionato Prati a centrocampo, ragazzi, abbiamo a che fare con un calciatore di grande spessore, se lo metti là in mezzo a guidare la squadra te la prende per mano, e oggi abbiamo visto secondo me la migliore resa di Prati, il modello giusto per valorizzarlo a pieno. Io sono veramente concorde in tutte le scelte fatte da Davide Nicola, mi sembra quasi strano, però misurerò la temperatura quando rientro a casa, però effettivamente devo dire che questo primo tempo mi ha soddisfatto pienamente e ho visto tutti i giocatori nella posizione in cui possono rendere meglio, anche quelli che hanno cambiato posizione, visto che se ne è parlato, da Azzi a Zappa, hanno fatto molto bene il loro compito, e questo sta a significare che Davide Nicola ha le idee molto molto chiare anche sulla loro valorizzazione. E vedremo se avrà totalmente ragione nel corso della seconda metà. Noi intanto ci prendiamo un attimo di pausa per lasciare spazio ai nostri sponsor e poi continuiamo con il commento del primo tempo tra Cagliari e Roma. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. CalabreseDentalClinic.it. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Di nuovo in diretta per commentare il primo tempo tra Cagliari e Roma. Siamo nell'intervallo, risultato ancora fermo sullo 0-0, ma una prima frazione che ci ha dato buoni segnali per quanto riguarda il gioco dei rossoblù, che si sono subito presentati con personalità e ordine nell'affrontare la formazione messa in campo da Daniele De Rossi. Un Cagliari che quindi speriamo possa ripresentarsi allo stesso modo anche nella seconda metà. Vito, dobbiamo dire, se dovesse terminare così il mercato, diciamo così, soprattutto dal punto di vista delle cessioni, a centrocampo a Nicola è stato messo un po' a disposizione un interprete per caratteristica, in modo che possa avere diverse opzioni nell'impostare la sua squadra a seconda del momento. Ma secondo me manca un trequartista puro, che possa essere un trequartista di quelli che giocano dietro le punte. Lo sta interpretando quest'oggi Marin, dopo fare Prati un po' più avanzato, ma non è il trequartista classico. Secondo me il trequartista serve, l'inseguimento di Gaetano è assolutamente l'inseguimento che ci può stare. Vediamo un po' come completare. C'è qualcuno da cedere anche per l'equilibrio nello spogliatoio, che è importante da mantenere, quindi serve anche creare il presupposto perché il clima in cui lavori possa essere quello più sereno possibile, e quindi aspettiamo di vedere queste ultime mosse. Intanto dobbiamo dire che il lavoro finora svolto mostra di essere, almeno visto questo primo tempo, un lavoro genuino che permette di guardare al futuro
in prospettiva, che ricordo comunque che l'obiettivo quest'oggi da parte del tecnico era quello di capire un po' il margine di crescita di questa squadra, e devo dire che se continua da questo punto di vista, sia mentalmente sia emotivamente ma anche tecnicamente e tatticamente, la squadra mostra di essere cresciuta. Sì, vedremo, speriamo di poter vedere che sia così anche nel tempo che rimane in questo match day contro la Roma. Vito, ci salutiamo, ci andiamo tra pochissimo per le emozioni dello stadio. A dopo. Tra pochissimo quindi con il nostro Vittorio Sanna, per le squadre stanno cercando di tornare in campo. Ci ha scritto Dino a proposito di mercato com'è la situazione di Gaetano, abbiamo fatto in tempo da parlarne, ma effettivamente penso ci sia ancora un po' di dubbio e si cerca l'affondo decisivo. I giornali nelle ultime settimane si sono sbizzarriti per frenate e accelerazioni, vedremo se alla fine si completerà il trasferimento del giocatore che nella seconda metà della passata stagione ha fatto tanto bene con la maglia rossoblu e che quindi è richiamato a gran voce in quanto beniamino dai tifosi che, come abbiamo detto, negli scorsi mesi l'hanno visto interpretare al meglio uno dei ruoli che il Cagliari sta ricercando da qualche anno. Risultati che intanto cambiano nei campi che stiamo seguendo in diretta. Prima del termine del primo tempo è passata in vantaggio la Lazio in casa contro il Venezia, quindi il ribaltone completato per questo momento. Il rigore di Zaccagni al 44esimo riesce a portare in vantaggio i capitolini, che quindi sono sul 2-1 contro la neopromossa, che si era mostrata subito pericolosa, non è in vantaggio dopo appena 4 minuti. Pareggio invece in Serie B, perché il Sassuolo vi abbiamo detto che era passato con Mulattieri al 38esimo, invece nella seconda metà al 53esimo Pontisso fa 1-1 per quanto riguarda il Catanzaro, quindi risultato che si riequilibra, equilibrio che invece si è perso nell'unica gara che era ancora sullo 0-0 di questo appuntamento a 5 della Serie B, perché Reggiana Mantova si è sbloccata dopo 3 ammonizioni nel primo tempo per la squadra di casa. È arrivato anche il gol con Vergara che al 52esimo quindi porta in vantaggio i padroni di casa. È riniziato qualche minuto or sono il match invece dell'Unipol Domus, con un tentativo subito di verticalizzazione alla ricerca di Luvumbo, ma nel tentativo di avanzare ha allargato un po' le mani. Lefè è caduto toccandosi la faccia e l'arbitro ha decretato il calcio di punizione nella tre quarti della Roma, dobbiamo dire di larghe vedute quest'arbitro per concedere questo fallo un po' cercato dal centrocampista della squadra giallorossa. È cambiato il punteggio anche in Liga nel campo che stiamo seguendo, quello tra Mallorca e Real Madrid. Dopo 13 minuti il vantaggio di Rodrigo per la squadra madridista, che in questo momento presenta uno degli attacchi più spaventosi che si siano mai visti su un campo di calcio, ovvero Vinicius Junior, Mbappé e Rodrigo. Davvero una corazzata di fenomeni, e vedremo se si riuscirà a farli coesistere in quello che è la più classica domanda quando si formano questi squadroni, ovvero riusciranno a giocare insieme o meno. Si è impennata la Serie B in questa seconda metà, perché abbiamo fatto in tempo ad aggiornarvi che sono cambiati altri 2 risultati. Pareggio della Sampdoria sul campo del Frosinone momentaneo, e quindi 1-1 tra le due compagini, e la Carrarese che si riavvicina al Cesena 2-1 in questa trasferta per gli ultimi avversari di Coppa Italia del Cagliari. Noi intanto invece siamo pronti a rivivere le emozioni proprio del Cagliari. Andiamo a farlo con la cronaca di Vittorio Sanna. E Sule si è reso protagonista di un tiro che ha preoccupato Scuffetti. Il Cagliari che tenta di partire in contropiede, la girata dei piccoli non arriva a Luvumbo, pallone controllato da Mancini, data ad Angelino, mentre nel frattempo si rialza senza problemi Zaleschi, che era rimasto a terra nell'azione precedente. Pallone giocato da Andica dalla Roma, che ha iniziato con una leggera spinta in più alla ricerca probabilmente del gol che sbloccasse la partita. Pericolosissimo, come abbiamo detto, Sule, che ha chiamato alla parata Scuffette. Ora avanza Andica che dà il pallone corto per l'avanzare ancora della Roma con Pellegrini che ha ceduto il tiro a giro, tentata all'improvviso da Zaleschi col pallone alto sulla traversa.
tiro improvviso di Zaleschi sul tocco di Pellegrini, pallone alto sulla porta di Scuffetti che controlla, mentre la Roma ha messo a scaldarsi un paio di giocatori sconosciuti, Abraham, Dybala, con insomma tutti i giocatori di grandissimo spessore, quelli El Shaarawy, tutti i giocatori che chiaramente potrebbero essere tranquillamente titolari anche all'avvio della partita. Il rilancio nel frattempo da parte del Cagliari, con stavolta Vietesca che manda in fallo laterale, ha rimesso in gioco effettuata, il tocco all'indietro, Piccoli che non aggancia sul tocco di Prati, pallone recuperato ancora una volta da Mancini, dato in avanti per affondare in questo caso di Selic per Soler nel duello con Augello, il pallone ancora per Pellegrini dentro, pallone ribattuto con Vietesca che cerca Luvumbo per Piccoli che controlla, vede il movimento di Luvumbo, poi accelera andando verso sinistra, accelera ancora Piccoli, duello con l'avversario, si trova molto bene alla destra per Prati, protegge ancora che è colpito alle spalle, intervento regolare, calcio di punizione, il pallone al Cagliari, ma chi gioca con Roberto Piccoli, calcio di punizione che verrà battuto all'altezza da 3 quarti in sinistra, con il pallone che verrà calciato probabilmente da Augello verso l'interno dell'area, vicino a lui è rimasto anche Marini, vediamo chi dei due andrà a battere quando siamo al minuto 51 della gara e viene tracciato il punto in cui il pallone deve essere fissato, è pronto Marini per la battuta sulla traiettoria tentando di deviare diversi giocatori del Cagliari, vediamo se qualcuno riesce a mettere alle spalle di svirare, la rincorsa da parte di Marini e tutti piazzati al riposto dell'area, i giocatori sia difensori che attaccanti, Prati invece Augello, il pallone di entrare, il colpo di testa a liberare, poi tentativo di tiro da parte di Trio, altissimo, sulla traversa, lontanissimo dai pali della porta della Roma. Vito, 50 minuti, 48 secondi di Andrea. Ci fermiamo 30 secondi prima che abbiamo un attimo di disturbo e ti diamo 30 secondi dopo. Perfetto. Quindi riprendiamo la linea dallo studio e ricollegheremo al meglio il nostro Vittorio Ossana con un Cagliari che comunque dopo un iniziale avvio, un iniziale impeto da parte della Roma nel corso e nell'avvio di questo secondo tempo ha tentato di farsi vedere dalle parti di Svilar, conquistando l'ennesima punizione della sua partita con però la ribattuta della difesa giallorossa, il tiro di Deiola velleitario che è finito alto, ma almeno non ha concesso una eventuale ripartenza della squadra ospite. Quindi Cagliari che deve affrontare al meglio questo secondo tempo così come aveva lasciato il campo durante la prima frazione, ovvero all'attacco, e ci auguriamo che sia così perché l'atteggiamento messo in campo è assolutamente meritevole di fiducia. Intanto vediamo un altro degli acquisti che vi abbiamo anticipato, che sono arrivati nel corso della sessione estiva, quello di Sebastiano Luperto, classe 1996, proveniente dall'Empoli, un difensore vecchio stile, diciamo così, molto avvezzo alla copertura. Nella sua carriera ha collezionato 143 presenze nella massima serie con appena 17 gialli collezionati. Pensate un po', non un dato da poco, un doppio giallo, 3 assist e 3 gol messi a segno. È scuola a Napoli ed è un giocatore storico per l'Empoli con il quale ha vinto anche il campionato di Serie B. Questa descrizione di Sebastiano Luperto, che è venuto, è arrivato a Cagliari per sostituire il partente Dossena proprio alla volta dell'Empoli. Ha ritrovato Nicola, con cui nella scorsa stagione ha svolto un ottimo campionato, e ci auguriamo che possa abissare questa prestazione, questo rendimento positivo anche in quest'anno con la maglia rosso-blu addosso, che è la sua nuova casacca che dovrà rappresentare. Intanto si sono giocate, come abbiamo detto, altre partite di Serie A nei giorni scorsi, oltre agli anticipi alle 18:30. Ieri notte è andato in scena l'unico 0-0 fino a questo momento della giornata, quello tra Empoli e Monza, due squadre che probabilmente si andranno a contendere insieme al Cagliari un posto nella prossima Serie A, e quindi 0-0 alla prima per queste due compagini. Nessuna dato interessante da segnalare, ma partita abbastanza spenta, come invece non è stata spenta quella del Milan,
nella prima in casa contro il Torino, ha trovato subito grandi difficoltà dalla formazione allenata da Vanoli. Torino che ha cambiato condottiero in questa stagione dopo gli anni insieme a Juric. Vedremo se con Vanoli si potrà assistere a una formazione granata maggiormente offensiva. Intanto ieri vantaggio proprio degli ospiti torinesi con l'autogol di Ciao al 30° minuto. È arrivato invece nel secondo tempo al 68° il raddoppio firmato da Zapata, servito bene su cross. Ottima la testata in porta del colombiano per il 2-0, però Milan che non si è disperato. Prima si è visto negare un rigore che inizialmente era stato concesso a Morata, e poi lo stesso spagnolo arrivato in estate ha trovato la rete del 1-2 che ha rimesso in discussione la partita, con la completa rimonta avvenuta al 95° grazie a Noah Okafor, il giocatore che già nell'anno scorso veste la maglia rossonera e che anche in questa stagione ha iniziato essendo un'ottima riserva da mettere in campo, perché ha trovato il 2-2 che ha decretato il risultato finale in questo primo appuntamento per la squadra rossonera. Questo era quanto per qualche match che si è giocato ieri, ma si sta giocando con grande intensità all'Unipol Domus. Qualche minuto fa ci ha provato la Roma con l'azione più pericolosa fino a questo momento. Ottimo il suggerimento dalla fascia sinistra, se non sbaglio, di Zalewski al centro. Dovrik che fa velo, arriva Pellegrini a botta sicura, ma scuffendo i tempi la tiene la occasionissima per il capitano della Roma. Bravissimo Scuffè ad aspettare fino all'ultimo prima di tuffarsi, a far su il pallone e quindi a rendere inefficace questa avanzata giallorossa, che dobbiamo dire sembrava veramente pericolosa, perché Pellegrini è andato a concludere verso la porta da una posizione molto favorevole, quello che viene in gergo chiamato un rigore in movimento, tra l'altro con palla bassa. Solitamente quando si vede quel pallone girare da quelle parti non è mai segno di buone cose per la squadra che sta difendendo. Invece il risultato che rimane sullo 0-0, un Cagliari che deve controbattere a questo eccesso di vigore che stiamo notando nella Roma, che sta facendo valere la sua tecnica nel cercare di attaccare gli uomini di Nicola, che a 10 minuti dall'inizio della seconda metà stanno cercando di riposizionarsi nel modo giusto e ritrovare quelle sinergie già avute nel corso del primo tempo per andare a pungere. Chissà che tra poco non potremo vedere anche un po' di movimento dalle panchine per andare a cambiare qualche interprete in quello che è in questo momento una gara assolutamente equilibrata e dobbiamo dire anche bella combattuta. Cambia il punteggio in Serie B ancora una volta, perché la Reggiana, una volta che l'ha sbloccata, ha voluto anche raddoppiare 2-0 in casa sul Mantova, e quindi doppio vantaggio per quanto riguarda la Reggiana, che ha trovato la seconda rete con Reinhardt al 66esimo. Vedremo se questo decreterà la fine del match e la fine delle ostilità, o se il Mantova avrà occasione di rimettersi in gara in questi 23 minuti circa che mancano in Serie B alla conclusione del match. Per quanto riguarda il Cagliari invece si continua a dar battaglia, sono passati poco più di 10 minuti dall'inizio del secondo tempo e quindi fase di studio da qualche minuto or sono per quanto riguarda le due formazioni, che è vero che cercano di offendere ogni qualvolta hanno la possibilità, anche con delle verticalizzazioni rapide e veloci, ma che non disdegnano anche un possesso della palla, visto che non si vuole concedere agli avversari di poter gestire il pallino del gioco, e questo è anche segno di rispetto nei confronti di una squadra come il Cagliari, che sta affrontando invece una compagine più attrezzata come appunto la Roma. Questo un po' il racconto di questo inizio di secondo tempo per quanto riguarda Cagliari-Roma. E vediamo un po' gli acquisti della Roma, perché abbiamo parlato di Dovig, ma in estate è arrivato anche Sule, Ryan, Leffe, Sangaré, Angeligno, che è stato riscattato dall'anno scorso, Shomurodov che è tornato dal prestito, Solbakken che invece è già andato via, e infine Darboe che è tornato dal prestito alla Sampdoria. Tra poco andremo a elencare invece anche
il totale degli acquisti del Cagliari prima di vedere gli ultimi che dobbiamo analizzare, ma interrompiamo perché qualche minuto or sono ci ha provato ancora una volta la compagine rossoblu, se non sbaglio ancora una volta a Piccoli, ma conclusione che non è riuscita a essere abbastanza efficace per mettere in difficoltà il portiere Svilar, palla che è uscita, ma Cagliari che tenta comunque di andare verso la porta, e questi tiri creano anche quella morale e quel timore negli avversari nell'affrontarti, nel cercare di arginarti al meglio. Quindi speriamo che la grande pressione che si sta cercando di mettere sugli avversari possa portare poi a un risultato positivo nei prossimi minuti per i padroni di casa, che ci hanno riprovato ancora una volta qualche minuto or sono. Bella l'azione di Luvumbo servito dalla Vazzinaria, il cross a pallonetto sul secondo palo, tenta la rovesciata Marin, ma conclusione sbilenca che termina alla sinistra del palo difeso da Svilar. Ma intanto qua Marin era stato lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia giallorossa e speriamo possa avere altre occasioni per far male. Intanto noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a commentare questo secondo tempo tra Cagliari e Roma. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Denti fissi in poche ore? Siamo certi sia sempre la migliore soluzione per il tuo sorriso? Decisamente no. Benvenuti in Calabrese Dental Clinic. Un team di specialisti progetterà la tua terapia personalizzata con un obiettivo fondamentale: salvare i tuoi denti, nel rispetto della salute di tutto il corpo. Libera il tuo sorriso. CalabriseDentalClinic.it. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Ancora in diretta dagli studi della Corte del Sole a Suon di Gol per vivere su Radio Super Sound tutte le emozioni di Cagliari-Roma, punteggio fermo sullo 0-0, ma qualche minuto fa c'è stato un po' di battibecco tra Piccoli e Cristante per un fallo non fischiato a Piccoli in zona offensiva dopo un buon fraseggio insieme a Luvumbo e Marin, ma un po' di nervosismo poi di Cristante andare a cercare di prendere la palla alle mani di Piccoli in maniera un po' violenta. Arbitro che non ha ricorso al cartellino giallo, ma che ha preferito una riappacificazione a livello di contatto, di discorso tra i due protagonisti di questo piccolo evento qualche minuto or sono. Cambia un altro dei punteggi in Serie B ed è un ribaltone, quello della Sampdoria, che si è portata in vantaggio sul campo del Frosinone 1-2. Adesso recita il punteggio, il pareggio divenuti al 54esimo e il gol del 2-1 momentaneo firmato da Massimo Coda qualche minuto or sono. Noi siamo pronti invece per vivere le emozioni dell'Unipol Domus e andiamo a viverle appunto con la cronaca di Vittorio Sanna. Mi senti, Vitto? Sì, eccomi qua. Stavo guardando l'arbitro perché mi sono innamorato di lui. Ennesimo intervento mancato sull'Uvuvo, gioco interrotto, rimessa con le mani per la Roma, 64esimo, sempre 0-0.
Marinelli che sta già condizionando la partita perché non ha fischiato un solo fallo a favore di Luvumbo, mentre è molto molto premuroso nei confronti dei giocatori della Roma ogni volta che vanno giù, anche simulando molte volte la caduta. Ancora il rilancio di Scuffetto e preda di Sulecchi che tenta di cambiare gioco dall'altra parte, la chiusura di Zappa, tenta di partire Azzi che parte in accelerazione, scavalca la linea centrale del campo, porta ancora avanti il pallone, punta su Angelino, è giunto ai 20 metri, appoggia per De Iola che rende ancora ad Azzi, sbagliando il passaggio in ritorno e mandando direttamente in fallo di fondo. Azione del Cagliari che poteva finire decisamente meglio e invece rifinitura di De Iola sbagliata e pallone direttamente sul fondo. 64 minuti trascorsi, 0-0 il punteggio. È entrato nel frattempo nella Roma al posto di Leffè, è entrato Baldanzi col numero 35, è stato il primo cambio della partita. Va a giocare il pallone su Svilar, ora nella rimessa al fondo la squadra giallorossa, il rilancio lungo a cercare in avanti Sule, la ribattuta di Augello, va alla caccia del pallone De Iola che ribatte di testa, poi Luperto, la palla rimane sul posto, attenzione proprio al nuovo entrato che tenta il tiro, palla ribattuta con Augello che viene fuori, palla al piede, tenta il rilancio su Piccoli, l'anticipo su Piccoli con Baldanzi che arriva ancora sul pallone, controlla, appoggia su Sule, si propone, riceve in questo caso per il cross Selic, cross all'interno, presa da parte di Scuffette che può catturare il pallone e invita tutti a rallentare. 65esimo che scocca in questo momento con la palla servita ora sui piedi di Marin che alza lo sguardo, si accorge di non avere soluzioni in avanti, quindi preferisce giocare orizzontalmente a favore di Zappa che vuole portare il pallone, dà ad Azzi nel settore di destra, Azzi che tenta di partire, accelerazione di Azzi nel settore di destra, accelera ancora Azzi, porta il pallone, il cross, Luvumbo che non ci arriva, dall'altra parte arriva Augello per il controcross, lo effettua, palla all'interno, Piccoli intercettato il suo tocco, la palla finisce direttamente in calcio d'angolo. Tra le proteste dei giocatori della Roma che si erano abituati a vedere l'arbitro con la stessa loro maglia, in questo caso il compagno di squadra non ha stabilito la rimessa al fondo. Ci sarà quindi il calcio d'angolo per il Cagliari quando siamo al 66esimo minuto, dalla bandierina si è portato Augello, vediamo se il Cagliari sa sfruttare questo calcio piazzato, la rincorsa da parte di Augello dalla destra della porta di Svilar, parte il suo cross, palla nel mucchio, il colpo di testa a liberare, fuori area al controllo di Zaleschi, la palla per Baldanzi sul quale tenta di chiudere Luvumbo, stavolta c'è il fallo di Luvumbo, intervento arbitrale, calcio di punizione in favore della Roma. 66 minuti, 10 secondi nel corso del secondo tempo, il punteggio non cambia, sempre 0-0 lì nello studio. E quindi ancora rimane la situazione di parità tra Cagliari e Roma, ma vediamo gli allenatori che iniziano a tentare di smuovere un po' la situazione. Primo cambio per la Roma già effettuato, ma abbiamo visto muoversi in panchina anche Paulo Dybala per quanto riguarda gli uomini di De Rossi. Paulo Dybala che è al centro delle voci di mercato che lo vedrebbero lontano dalla capitale, direttamente in Arabia per offerte faraoniche. Abbiamo ancora qualche giorno per vedere se effettivamente sarà così o meno. La Roma dovrà trovare un sostituto, comunque fare a meno di uno dei giocatori su cui probabilmente si creava, si evolveva il progetto di Daniele De Rossi. Ci sono ancora tanti giorni e questo è un po' il problema del mercato aperto con il campionato iniziato, ma lo scopriremo solamente il 1° settembre quale sarà il futuro di Dybala. Intanto, come abbiamo detto in precedenza, il Mantova per riaprirla doveva segnare un gol in tempi rapidi e così ha fatto. Al 76esimo Bragantini mette la firma e quindi porta il punteggio sul 2-1, partita riaperta tra Reggiana e Mantova. Vedremo come si concluderà, mentre per quanto riguarda l'altra partita di Serie A che stiamo seguendo, quella tra Lazio e Venezia, dobbiamo dire non c'è stato molto oltre alle emozioni del primo tempo, un cartellino per Castellanos nella ripresa e poi 2 cambi della squadra ospite che tenta di cambiare qualcosa rispetto alla prima metà. Fuori l'ex Cagliari, Oristanio e Sagrado per Aps e Pierini. Queste le scelte
della formazione lagunare che sta cercando di portare via dei punti importanti in questa trasferta laziale. Noi l'altra squadra di Roma invece l'abbiamo in casa e per ora è uno 0-0 tra due squadre che si stanno dando battaglia con grande animosità e grande voglia di prevalere. Vediamo un altro degli acquisti del Cagliari di questo mercato, parliamo del portiere Alan Sherry, classe 97 albanese proveniente dall'Ignazia, con la quale ha vinto un campionato albanese. La sua carriera può vantare anche 2 coppe sempre d'Albania. In carriera oltre ha ottenuto 80 clean sheet in 219 presenze nella sua carriera, tutta svolta nel campionato della nazione balcanica, appunto. Queste le statistiche per quanto riguarda Alan Sherry, quindi vedremo se sarà anche uno dei protagonisti nel futuro della stagione del Cagliari, visto che sarà il secondo portiere che farà le veci di Scuffè. Ma intanto qualche minuto or sono è arrivata la seconda modifica per la Roma, è arrivato il turno di Paulo Dybala, che quindi entra in campo al posto di Zalewski. Tridente offensivo, anzi se contiamo che Baldanzi come trequartista, davvero pericoloso quello messo in campo da De Rossi per questi 20 minuti e più di gara rimasti, con Dybala, Sule, Dovvig a formare il tridente, Baldanzi dietro. Ci vorrà qualche modifica e bisognerà stare molto attenti nel cercare di arginarli. Per il Cagliari invece si muove qualcuno, sembrerebbe stia arrivando il momento della prima sostituzione. Qualche minuto or sono abbiamo visto inquadrato Pavoletti, che a questo punto pensiamo potrà prendere il posto di Piccoli nel caso in cui Nicola non volesse stravolgere più di tanto la squadra. Ci aspettiamo una buona prestazione dal nostro Leonardo Pavoletti in questo finale, lui che sappiamo può essere veramente decisivo nei minuti che contano, perché la sua grande bravura nel cercare la rete, nel giocare con gli avversari, nel mantenere la posizione, gli ha permesso in più di un'occasione di essere uno dei giocatori chiave del Cagliari, che ha portato tra l'altro punti fondamentali l'anno scorso per quanto riguarda la salvezza ottenuta con la guida di Claudio Ranieri. Vi informeremo sulla sua venuta in campo per quanto riguarda Pavoletti, che è un po' profeta appunto a Cagliari. E intanto vediamo gli altri acquisti, anzi le cessioni importanti della Roma, che ha fatto a meno di Belotti dato al Como. Aouar è stato invece trasferito in Arabia all'Al-Ittihad, Azmoun al Bayer Leverkusen. Insomma un po' di indecisioni per quanto riguarda la Roma, che ha perso anche Hausen per fine prestito alla Juve, Llorente al Leeds sempre per il fine prestito e Lukaku al Chelsea per la stessa motivazione. Roma che quindi, abbiamo detto, ha provato a sostituire l'attaccante belga con i servigi di Dovvig, che nella scorsa annata è stato capocannoniere della Liga Spagnola, quindi vedremo un po' se riuscirà a essere un giocatore importante anche in Italia. Ma intanto giocatori importanti per il Cagliari stanno entrando in questo finale, perché si dà nuova vitalità all'attacco della formazione di Nicola. Fuori Luvumbo per Pavoletti qualche minuto or sono, Piccoli rimane in campo e farà coppia di torri con Leonardo Pavoletti. Esce Prati per far spazio ad Adopo, che quindi fa il suo esordio in campionato con la maglia del Cagliari, per dare anche magari un po' più di sicurezza e un po' più di muscoli al centrocampo del Cagliari. E fuori Prati, che invece era un po' colui che costruiva il gioco, perché in questa parte finale sarà sicuramente ancora più difficile imbastire delle azioni, delle trame offensive molto complicate. Quindi spazio ai muscoli, spazio alla corsa, e vedremo come interpreterà la partita dopo arrivato in estate dall'Atalanta. Qualche minuto or sono, subito Dybala che si è resa protagonista proprio nel confronto con Adopo, che è arrivato un po' in ritardo sul giocatore argentino, che conosce e fiuta l'arrivo dell'avversario, si fa fare fallo in una zona davvero pericolosa. La Roma quindi qualche minuto or sono si è guadagnata una punizione davvero davvero pericolosa. Vedremo come andrà, ve lo racconteremo naturalmente
nella nostra cronaca Dybala di mestiere, dobbiamo dire, si è conquistato questo fallo anche con la complicità di un Marinelli che oggi li sta fischiando per quanto riguarda i giallorossi, questi contatti abbastanza leggeri, tra l'altro in una zona del campo neanche troppo innocua, mettiamola così. Vedremo un po', vi racconteremo. Cambia un altro dei punteggi in Serie B, che ancora in Ciociaria si continua a dar battaglia, perché dopo il vantaggio dei doriani della Sampdoria è arrivato il pareggio all'80° con la rete di Di Stefano per il Frosinone, e quindi 2-2 il parziale per quanto riguarda l'evento, la partita forse più importante al blasone maggiore nella Serie B in questa prima giornata che vi stiamo raccontando, vista la contemporaneità con la partita del Cagliari. Davvero 5 match avvincenti. L'unico che non ha visto segnare entrambe le squadre è quello tra Cosenza e Cremonese, dove resiste ancora il vantaggio per 1-0 della squadra di casa. Questo era un po' il resoconto dalla Serie B, e la punizione invece di qualche minuto fa conquistata da Dybala si è spenta in un nulla di fatto, perché la conclusione dell'argentino ha colpito in pieno la barriera e sul pallone rimesso dentro successivamente è stato molto bravo e di grande personalità Scuffet a svettare contro Cristante, a far suo la sfera in 2 tempi. Quindi ottimo la fase difensiva del Cagliari, che adesso con i nuovi interpreti entrati in campo vedremo come cercherà di imbastire la sua offensiva. Sicuramente si cercherà molto la sponda di Pavoletti, che sappiamo essere specialista nel servire i compagni facendo la boa, dando così la possibilità e gli spazi ai propri congregari di andare ad attaccare la porta avversaria. Succede qualcosa in Ligue 1, perché era 2-0 per il Rennes e ancora 2-0 per il Rennes, ma è stato assegnato qualche minuto or sono un calcio di rigore per il Lione, che quindi ha l'occasione più ghiotta di tutte per rimettersi in partita in questa Ligue 1 che ci sta regalando un match tra 2 squadre di assoluto rilievo per quanto riguarda il campionato, e anche dalla storia importante, dalla grande rivalità oltretutto, vista gli stessi obiettivi che molto spesso il Rennes e l'Olympique Lione si trovano a condividere. Cambia ancora la partita del Frosinone invece, perché la Sampdoria ha un uomo in meno, espulsione quindi per gli ospiti che erano stati in vantaggio, che sono stati appena ripresi dai Ciociari, padroni di casa. Espulsione che ancora non vi possiamo comunicare, ma comunque ultimi minuti che dovranno essere vissuti con ancora più difficoltà da parte della formazione doriana dopo il 2-2 di qualche secondo or sono. Il Leone intanto ha sbagliato il rigore, non vuole riaprirla questa partita, non ne ha proprio voglia, mentre il Cagliari si è difeso con una Roma che sta continuando a spingere in modo pericoloso. Qualche minuto or sono è stato fischiato un contatto in favore del Cagliari, con la spinta di Luperto su Luperto da parte di Dovvig in area, abbastanza evidente, forse troppo per lasciarla passare. Conseguentemente a ciò la punizione qualche minuto or sono fischiata in favore dei rossoblù, che hanno un po' perso lo smalto rispetto alla prima fase, rispetto al fraseggio molto bello e articolato del primo tempo. C'è sicuramente un po' di stanchezza, ma ora bisogna tenere alti gli attributi e cercare di andare a conquistarsi questi ultimi minuti con la caparbietà che abbiamo imparato ad apprezzare in questa partita, senza lasciare troppo spazio a una Roma che, come abbiamo detto in precedenza, può essere molto molto pericolosa quando attacca. L'espulsione della Sampdoria Iannou intanto, anche se forse c'è un controllo VAR per vedere se la decisione del direttore di gara è corretta o meno, ma vi rinformeremo nel caso in cui cambiasse qualcosa in questo match day. Intanto parliamo dell'ultimo acquisto del Cagliari svolto in questo mercato estivo. Qualche giorno fa è arrivato José Luis Palomino, classe 99, classe
1990, bulgaro-argentino, doppio passaporto per il difensore proveniente dall'Atalanta, con la quale ha vinto l'Europa League, difensore che è servito molto nella crescita della formazione guidata da Gasperini e sul quale lo stesso ha fatto affidamento per tanto tempo, disputando 165 gare in Serie A, ricevendo 30 cartellini gialli e mettendo a segno 7 gol e 4 assist. È vincitore anche di una Coppa di Bulgaria quando vestiva la maglia del Ludogorets. Ci ha provato la Roma con Mancini qualche minuto fa con un tiro dalla distanza al lato rispetto alla porta difesa da Scuffè, ma adesso andiamo a vivere le emozioni della Domus attraverso la cronaca di Vittorio Sanna. Attenzione il Cagliari che attacca adesso dentro l'area, tenta di girarsi da all'indietro per l'arrivo di Azzi, si libera dell'avversario, Azzi, il cross all'interno, un pallone che attraversa lo specchio della porta e si perde direttamente sul fondo, contropiede del Cagliari che poteva essere il più efficace, ma che alla fine la squadra rossoblu non ha saputo sfruttare. Conclusione di Piccoli, deviata, e poi il proseguo dell'azione che vi abbiamo raccontato con Adopo e poi Azzi che hanno tentato di rifinire verso l'interno dell'area. Ora il portiere Svilar che rimette in gioco il pallone, 11,5 alla fine, con palla che viene giocata lateralmente per Mancini, da questi all'indietro con il portiere che va a rilanciare cercando Dovbik, il controllo stavolta dell'ucraino che appoggia lateralmente per Sule che cambia gioco verso Dybala, indietreggia Augello per recuperare la sua posizione, Dybala che accelera, si ferma Dybala, palla sul sinistro, il cross, la traversa di Dovbik e poi la palla allontanata. Attenzione, insiste la Roma, Angelino, deviazione con palla che termina in calcio d'angolo, intervento di Vietesca che ha mandato in calcio d'angolo. Roma vicinissimo al gol sul cross da destra, con l'unica volta in cui Dovbik ha avuto la possibilità di andare a colpire, è andato a colpire alto sul cross di Dybala che era pennellato perfettamente. Dovbik di testa mandato sul legno, angolo per la Roma, affidato ora al numero 21 Dybala che sposta il microfono per poter battere verso l'interno dell'area. 80° minuto, si lamentano i giocatori giallorossi del trattamento all'interno dell'area. Attenzione a Marinelli perché insomma ha diretto già con il velluto per la Roma. Parte il cross di Dybala, il colpo di testa da allontanare, Augello che spazza via, Angelino che insegue il pallone, Cagliari che esce ma rimane a ridosso della propria tre quarti, Angelino che può avanzare portando il pallone, si ferma, cerca all'indietro Ndica, eccolo il numero 5 che ha il possesso del pallone, si ferma, non serve Baldanzi, preferisce ripartire da Mancini a destra per Selic. 81° minuto che è già iniziato, la palla per Dybala, il tacco, Augello che sembrava in vantaggio, Baldanzi gli porta via il pallone, il cross, ancora Augello che riesce a evitare Dybala, dà in profondità per Piccoli che fa da sponda per De Iola, buono l'appoggio per Pavoletti che può avanzare, c'è dopo al suo fianco, ancora Pavoletti, si avvicina all'area, l'appoggio a destra per il controllo di Zappa, il cross all'interno, troppo dentro, arriva Marin controlla, Marin, limite dell'area, Marin, destro, traversa e poi Piccoli alto, che palla scagliato Marin verso la porta, ha beccato il legno pieno, non dà la Roma di recriminare, palo contro palo dei pochi secondi che abbiamo visto, la botta di Razvan Marin, una botta incredibile, è stato Svilar a toccare il pallone perché era destinato al gol, ha appena sfiorato il portiere, ma il Cagliari è andato vicinissimo al vantaggio dopo l'intervento della Roma. Risultato 0-0, 8,5 alla fine, ma non è ancora finita. Lì nello studio. Parata incredibile di Svilar. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio alla pubblicità e poi torniamo per commentare questo finale tra Cagliari e Roma. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivate in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e cala silente.
il vermentino di Sardegna. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Il fuorigioco ferma la Roma, che si era portata in vantaggio qualche minuto or sono con Pellegrini, che aveva raccolto la respinta sul tiro di Dovvig da parte di Scuffè, mettendo in porta con la rete sguarnita, ma posizione irregolare di partenza del capitano della Roma, e quindi punteggio che rimane sul 0-0. Da notare da ex difensore l'ottima scelta di Zappa, che trovandosi in una situazione di 3 contro 2 con l'esterno, che poteva essere servito in modo semplice se ci si fosse buttati sull'avversario, ha atteso il momento giusto, lasciando come unica possibilità Dovvig il tiro da fuori. Fortunatamente, nonostante la difficoltà maggiore, Dovvig era riuscito a tirare comunque un'ottima conclusione. Fortunatamente il tap-in di Pellegrini è arrivato da posizione irregolare, quindi è stato costretto la Terna abilitare ad annullare il gol e a mantenere il punteggio ancorato sullo 0-0. Qualche minuto fa è arrivato il primo giallo della gara per un fallo, un centrocampo di Deiola, forse duro nei modi, il cartellino giallo è stato per quello. Diciamo che non c'era la cattiveria esagerata, la pericolosità, forse un po' troppo duro nell'intervento su Paulo Dybala. Certo, era vicino al pallone, l'intervento era per cercare la palla, ma diciamo che non ha tirato indietro il piede il capitano del Cagliari con il numero 14, quindi rimediando il primo giallo del match. Attenzione, perché il Mantova alla fine ce l'ha fatta, da 2-0 a 2-2 al 95esimo il pareggio per quanto riguarda la Serie B. 2-2 quindi il parziale quando siamo nei minuti di recupero e si sta per andare a esaurire il tempo del match, quindi grandi emozioni. Mentre per quanto riguarda i match terminati, fino a questo momento solamente Catanzaro e Sassuolo hanno dato fine alle ostilità, punteggio di 1-1 con cui si conclude quindi la prima giornata di queste due compagini. Una prima giornata che dobbiamo dire essere veramente frizzante per quanto riguarda la cadetteria, ma anche per quanto riguarda l'altra partita di Serie A che si sta giocando in contemporanea con quella del Cagliari, ovvero Lazio-Venezia. Dopo, come abbiamo raccontato, il Venezia che era passato in vantaggio nel primo tempo con Andersen, sempre nel primo tempo le reti di Castellanos e Zaccagni a riportare in vantaggio la squadra di casa, ma nel finale all'81esimo, qualche minuto or sono, è arrivato un autogol per quanto riguarda il Venezia, e quindi il 3-1 della Lazio che con questa rete sembrerebbe avvicinarsi maggiormente alla conquista dei 3 punti. Intanto qualche minuto or sono si è ricorso al secondo cambio seconda finestra di cambi per quanto riguarda Davide Nicola. Dopo l'entrata di Adoppo e Pavoletti durante la prima, è entrato La Padula per un esausto Piccoli, che è stato applaudito a gran voce dal suo nuovo pubblico, dal pubblico dell'Unipol Domus. Partita di livello per Piccoli, che ha fatto a sportellate tutto il tempo ed è riuscito anche in qualche occasione a rendersi pericoloso nei confronti della porta di Svilar, anche se dobbiamo dire l'occasione più ghiotta del Cagliari sicuramente la traversa presa da Marin qualche minuto or sono, sull'incredibile, perché solo così si può essere definito, intervento di Svilar, che con la mano con puro riflesso è riuscito ad avventarsi, a toccare il tanto che bastava il pallone scagliato dal giocatore del Cagliari, a mandarlo sulla traversa e quindi a non concedere la rete alla squadra di casa. È entrato La Padula, quindi qualche minuto or sono al posto di Piccoli la coppia La Padula-Pavoletti si riforma in
zona offensiva per quanto riguarda il Cagliari, e vedremo se la sinergia che già nella scorsa stagione ha portato a delle realizzazioni possa essere ripercorsa anche durante questo match con la Roma, perché il Cagliari ha voglia di andare a cercare di offendere. Ci ha provato qualche secondo fa un generosissimo Zappa che ha raccolto la sponda di Lapadula con la testa, dopo la deviazione del difensore si è lanciato avanti la palla in corsa, ma purtroppo non è riuscito ad arrivare sul pallone, ma grande sacrificio del giocatore cagliaritano, ormai a Cagliari da tante stagioni, che in questa prima di campionato sta venendo usato come terzo di difesa sulla fascia destra, un ruolo che ha ricoperto saltuariamente anche nelle passate stagioni, ma che sembrerebbe essere la sua nuova sistemazione con lo scacchiere adibito da Davide Nicola per questo campionato di Serie A oggi al via. Sono terminate tutte le gare invece di Serie B, quindi vediamo i risultati finali: Catanzaro Sassuolo 1-1, Cesena Carrarese 2-1, Cosenza Cremonese 1-0, Frosinone Sampdoria 2-2, Reggiana Mantova 2-2. Si gioca ancora in Francia e in Italia per quanto riguarda le partite iniziate nello stesso momento del Cagliari, mentre il Real Madrid in Spagna è all'intervallo in vantaggio per 1-0 sul Mallorca. Vedremo se conquisterà questi primi 3 punti, ma intanto noi seguiremo fino alla fine il match del Cagliari, che si sta apprestando tra qualche minuto a entrare nei minuti di recupero, e quindi noi avremo la possibilità di vivere le emozioni della Domus in completa diretta con la cronaca di Vittorio Sanna. Manca ancora un minutino prima di andare a concederci questa direzione, questa cronaca, ma un Cagliari che comunque sta interpretando bene la gara e deve trovare nel finale il guizzo vincente per cercare di portare a casa i 3 punti in una partita che sta giocando assolutamente a viso aperto e con le caratteristiche e la voglia delle squadre di grande livello. Bene Nicola, che mette dentro punte e non difensori, dice Luigi, è un bel appunto dal nostro ascoltatore al 340 5186 036, mentre Riccardo della Bologna c'è bisogno di qualche cambio in più, e infatti Nicola li ha fatti un po' tardivi, ma alla fine sono arrivati i cambi, hanno anche cambi di personalità che il Cagliari deve continuare a dimostrare anche in questo finale che andremo a vivere con la cronaca di Vittorio Sanna. 90 minuti, 4 è il tempo del recupero, quindi 4 minuti a giocare. Scoppia in questo momento il 90esimo, rimessa con le mani in favore del Cagliari, con rimessa in gioco nel settore destro da parte di Zappa. È pronto Zappa a servire i suoi, va verso Pavoletti, anticipato, ancora un colpo di testa, la ribattuta da parte di Marin, poi il pallone è stoppato ancora da Pavoletti, è dato dentro per Lapadula, lo scatto di Lapadula con il duello con Dica, è largo sulla destra Lapadula, punta l'avversario, Lapadula entra in area, Lapadula, il cross deviato in calcio d'angolo, angolo per il Cagliari, quindi quando si gioca il 91esimo minuto sarà un angolo che il Cagliari tenterà di sfruttare, con Marin che si porta dalla bandierina. Marin dalla bandierina, rimane dietro in questo caso un solo giocatore del Cagliari, avanza che Vietelka, ritorna Augello, sale la trepidazione, si fa sentire l'Unipol Domus, il fuoriclasse di questa squadra, è pronto per la battuta Marin dalla sinistra di Svilar, 92esimo che è già iniziato, la rincorsa da parte di Marin, sta per partire il suo cross, eccolo all'interno dell'area, il colpo di testa di Deiola, la palla inseguita da Dybala, controllato da Augello, palla che ribalza sui piedi di Augello, poi viene servita avanti per Baldanzi che viene presa a scollettatura e buttato giù a munizione giusta nei confronti di Azzi, che non ha rischiato, ha scollettato letteralmente l'avversario, lo ha spedito per terra, quindi calcio di punizione già battuto quando siamo al minuto numero 2 dei 4 di recupero. Avanza Mancini, il passaggio, scusate, si trattava di Cristante, pallone ancora ridosso dell'area, ribattuta del Cagliari, Azzi che va in profondità per Lapadula, il controllo del duello con Mancini, si inserisce a dopo il cambio, Pavoletti, limite dell'area, Pavoletti, destro ci ha battato, poteva essere l'occasione per il gol, ma Pavoletti ha colpito male, al suo fianco c'era Deiola, Pavoletti ha tentato il tiro diretto in porta, ha ignorato Deiola e ha calciato colpendo malissimo il pallone, l'ha sciabattato letteralmente
lo ha masticato con l'interno del destro, mandandolo al lato. 92esimo che è andato via, ancora 2 minuti di recupero con Svilar pronto al rilancio, sta per partire ora il suo calcio verso il pallone con Abraham che nel frattempo è entrato in campo al posto di Dovnik che è il più avanzato. Palla recuperata da Zappa che alza la testa, calcio ancora avanti per Favoletti, di testa alla sponda, scivola Angelino, va a disturbarlo la Padula, Angelino protegge, riesce ad allontanare il pallone nella metà campo del Cagliari, ma c'è l'arbitro che gli fischia anche stavolta un calcio di punizione. È l'ultimo regalo da parte di Marinelli, speriamo, in questa partita. Marinelli non è stato certo tirchio, ha regalato parecchie punizioni alla squadra romanista e anche questa è una di quelle, su un pallone che ormai era perso, gli dà la possibilità di giocare in quest'ultima azione in attacco. 94esimo minuto, la palla giocata da Mancini in avanti a cercare Abraham nello stop di petto, il pallone che viene inseguito ancora dal giocatore che tenta di voltarsi, a dopo su di lui, Abraham è a dopo gli porta via il pallone, si gira e riparte, attenzione a dopo, ancora a dopo, vince il rimpallo, serve la Padula a destra, il controllo della Padula che può partire, attenzione, punta Andica, ancora la Padula, il passaggio per Favoletti, palla ribattuta, è recuperata la Roma che tenta stavolta di ripartire con Marini che non riesce a fare fallo, Abraham in profondità per Indica che è scattato, 93 minuti e 50 e su un lato Indica è costretto a indietreggiare per Pellegrini che tocca ancora al centro, scocca il quarto minuto, il tiro, la palla a lato, ci ha tentato El Shaarawy ed era l'ultima battuta verso la porta, ormai siamo oltre il 94esimo e il signor Marinelli manda le squadre a casa. Il Cagliari impatta con la Roma dimostrando di essere una squadra di Serie A e questa è la cosa più importante, ha dimostrato di essere una squadra di Serie A e lo ha dimostrato giocando a testa alta, senza abbassare la testa, avendo lo sguardo dritto sull'avversario. Un motivo d'orgoglio questa squadra quest'oggi, perché pur avendo tanto da crescere ha mostrato di aver rivoltato totalmente il proprio carattere, non ha bisogno di babysitter, è una squadra che può giocare guardando in faccia gli avversari e lo ha dimostrato contro la Roma. 0-0 ma pieno di significati. A te Andrea. Assolutamente sì, è davvero una grande prestazione oggi del Cagliari che quindi porta via un punto dall'Unipol Domus contro un avversario complesso come la Roma, una squadra che ha dimostrato grande personalità in questa prima uscita del suo nuovo campionato e così anche l'emozione dei nostri tifosi che ci scrivono al 340 5186 036. Luigi ancora prima del fischio finale ci ha scritto bene Nicola che mette dentro punte e non difensori e poi il nostro Riccardo da Bologna top, bravo Cagliari, davvero una partita che ha lasciato soddisfatti i nostri ascoltatori. Sempre Luigi, possiamo solo migliorare alla prossima, sei d'accordo Vitto? Assolutamente sì, lo ha detto prima della partita. Noi dobbiamo guardare non al risultato ma a quello che dobbiamo fare in campo e dobbiamo dire che la risposta è stata efficace perché il Cagliari ha dimostrato di essere in progresso, di avere una personalità, di avere un progetto, di avere delle idee e di avere giovani che possono marginare sempre verso l'alto il loro rendimento, diventando insieme la squadra giocatori di Serie A a titolo pieno. E la cosa che piace di più è che è stato messo al bando quell'effetto Calimero dove la squadra avversaria sembrava dover essere sempre la squadra che ti mangiava. Ecco, non è così. La squadra avversaria è fatta di 11 uomini in carne ed ossa, anche bravi, ma che possono essere affrontati. E questo deve essere lo spirito giusto, soprattutto quando siamo a casa nostra e non dobbiamo stendere il tappeto a nessuno. Assolutamente sì, anche settimana prossima saremo in casa il lunedì nell'appuntamento contro il Como. A questo punto speriamo possa essere la prima occasione di fare 3 punti fondamentali tra le mura amiche, Vito. Sì, speriamo che sia così Andrea. Io intanto ringrazio tutti coloro che si sono fatti trovare pronti all'appuntamento con la Son di Gol. Ti ringrazio te Andrea, in piena forma, ti sei allenato immagino e l'appuntamento è per la settimana prossima alle 18:30 lunedì, lo ricordo, e non domenica, quindi weekend a vedere gli altri e poi partita in casa contro il Como. Grazie. E sì, salutiamo Vittorio Sanna in collegamento con noi. Io sono Andrea Sanna e vi lascio i programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Freschezza e qualità sempre a portata di mano. Coltivati in Sardegna e nel rispetto dell'ambiente, le patate della Produttori Arborea sono fresche tutto l'anno. Produttori Arborea, perché la qualità non è mai un caso. Ascolto profondo del paziente, terapie naturali, tecnologie di ultima generazione, in un mix vincente per te. Benvenuti nella nuova visione olistica di Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. calabresedentalclinic.it. Tutto quello che cerchi